Amici, sì, perché bisogna fare con la sigla, bisogna fare tutte le cose. No, senza pietà, perché mi sono reso conto che non chiedo agli amici se ci siamo, se non ci siamo, perché è uno sfizio mio capire. Vedi Stellina che subito ci sta. Auguri Stellina, auguri Falco. Vorrei dire siamo in due, bellissimo, una cosa privata. No, perché no, qua due, già siamo 10. Che sta succedendo, Angelo? È proprio per questo. Lionel alla grande, chi c'è, chi non c'è, non c'è. Sono andato un attimo al volo su Instagram e mi sono reso conto che il macello sta continuando. Complimenti all'Atalanta, campione d'Italia. Roma in Europa League. Rivoluzione a tutti gli effetti, è successo un bordello e io sono qui per chiedere a voi fondamentalmente tutte le nuove notizie, la morte della meritocrazia. Buonasera, tutto bene? Pablox, a me tutto bene, ma il calcio tutto a posto? Ma come mai? Buongiorno Stani. Abbiamo fatto uno scherzo. È morto il calcio da Nello Dauria. Che ore sono? Da me sono le 7:50, insomma sono le 8:10 di sera e quindi io posso andare avanti tutta la notte, solo che non mi sembra il caso. Uno scandalo, a me viene da non seguire più il calcio. Per chi ama il calcio, no alla Superlega. Ragazzi, io vorrei fare una serie di video e domani li faccio uscire tutti. Domani ci divertiamo al bando i like, l'algoritmo, eccetera, eccetera. Siamo a 4 punti dallo scudetto. Perché hanno già dichiarato l'Atalanta campione d'Italia? Non mi trovo, perché noi possiamo ancora lottarcela, o forse perché hanno squalificato le altre, quindi l'Atalanta non si può continuare. Se hanno squalificato faccio un'ipotesi, se hanno squalificato quelle, chi c'è, chi non c'è, non c'è, e quindi siamo noi, cioè, siamo secondi, perché non si può continuare fino alla fine. Chiedo, tu modo stai su Sen, Pablox? Ti divertirai tantissimo. Adesso spiego tutto. Avete presente la Superlega, quella idea folle, insomma, quella idea anche affascinante, insomma, dove tutte le squadre più importanti fare una Champions che però si comporta come un campionato. Ecco, quella che sembrava solo un'idea campata in aria è stata ufficializzata stasera durante il campionato. Una roba che non si può proprio accettare, e quindi le squadre coinvolte, Manchester United, Manchester City, Barcellona, Atletico Madrid, Inter, Milan e Juve. Adesso però la UEFA e la FIFA insieme condannano queste squadre e ci sono le minacce. Leggiamo i vostri commenti, ma quindi si stoppa. Vediamo Fabio che ne dice. Fabio, perché l'Atalanta è campione d'Italia? Non si deve giocare? No, dice che che squalificheranno le squadre che partecipano alla Super League. Intanto mi sono letto il regolamento e sono 15, si chiamano 15 club fondatori, che sono Inter, Juve, Milan, Inter, eccetera, la Malette. In più ogni anno inviteranno 5 squadre per raggiungere le 20 squadre diciamo complessive in base al risultato dell'anno precedente. Quindi magari tra i 3 anni, se vinciamo lo scudetto, siamo in Superliga. Capite com'è? Ecco. E non siamo arrivati manca terzi chi stanno, che tu dici beh, che le levano a mezzo e vinciamo lo scudetto. Manca che siamo cioè, vale, tu me... io allora sono 5-6 mesi. Che cazzo stiamo facendo? Vale a 5 mesi. È una cosa clamorosa, io non riesco a... Kevin dice, per esempio, dite di no solo perché non ne fate parte, siete onesti. Kevin, io ti dico la verità. Ne facciamo parte, che poi se lo arriva che si cambia un scudetto andiamo in Superliga. Cioè. Esatto, uno ne può pure fare parte dopo. Il problema è un altro, sono tutta una serie di discrepanze anche burocratiche. DAZN si compra la Serie A, ok?
si è comprata una Serie A senza l'Inter, la Juve e il Milan. Non è possibile. Si può mai, mentre le squadre stanno lottando per la Champions, dichiarare questa cosa? Noi cominciamo ad agosto. Chi c'è e chi non c'è non c'è. Calcio Vale il porto pallone, tu che porti? Devono portare gli arbitri. Chi arbitra? Florentino Perez decide gli arbitri. Chi lo decide? Io Lud porto il Barton, pallone. non si dorme. Io porto il pallone, Vale, tu che porti? Porta. Mettiamo gli zainetti a terra, lo zainetto a rizzo. Vale, è morto il calcio, il Napoli di Maradona che batte il Milan dei campioni, la favola Leicester e l'Ajax che elimina la Juve. Da oggi è finito tutto. Ma quindi mo non esistono più le partite di cartello? Ma quindi come hanno dichiarato che l'Atalanta è campione d'Italia e il PSG ha vinto la Champions stasera? Probabilmente, quindi il Crotone non va in Serie B. C'è Calabria e Calabria, amico mio. Vogliono continuare a giocare. Ah, vedi? Vogliono continuare a giocare. E non potete, o l'una o l'altra. No, hai capito? Comunque ti stavo dicendo il fatto del regolamento, perché vogliono comunque far parte, diciamo, tipo di una Champions così, però comunque giocheranno con le seconde squadre nel campionato nazionale, perché poi devono allenare i giocatori da mandare in Super League, visto che non possono fare il mercato. Quindi mo l'Under 23 passa in Serie A, non bravo, perché poi devono allenare l'Under 23. Cioè, Gary Neville, fammi vedere, ne ha fatte delle dichiarazioni fortissime, sacrosante, è una cosa da vomito. Juventus-Napoli non esisterà più. Non sarebbe bello creare una Lega Europea che comprenda tutte le squadre dalle prime alle terze serie di ogni nazione, con promozioni e retrocessioni? È un bel macello, però. Quante squadre vuoi inserire? Tutte le squadre troppo. Il Bayern Monaco si è messo contro, che poi il Manchester City c'ha 2 scudetti, 2. Il Paris Saint-Germain 5. C'è la Provercelli, quindi deve andare a fare la Super League, te ne 7 scudetti, scusate, la Provercelli dai. Sicuramente. Non voglio sapere niente, la Provercelli deve. È bene chiarire che non tutti i tifosi di Juve e Inter siano d'accordo con questa scelta, è giusto sottolineare, è giustissimo Rita, assolutamente, perché poi oltretutto c'è anche uno sfizio che ti devi togliere, no? Di sportività nei confronti di sfide che sono leggendarie, la rivalità per esempio tra la Juve e la Roma, per dire, che comunque si mantiene sempre, l'Inter non si scontra più con la Lazio, il Milan, insomma non c'è più il derby d'Italia, cioè veramente è un macello, si fa il derby d'Italia ma si fa là, non c'è più il gemellaggio. Ma poi allora in Italia chi è la squadra che ha più tifosi? In Italia è la Juventus che ha più tifosi. Dove? In tutta l'Italia, al sud specialmente. Diciamo, al sud. Io voglio capire uno che sti casa gela, no? Come si va a bere Juve, Atletico Madrid? Senza parlare, bravo, le trasferte, praticamente, ma questo poi ti fa capire anche un'altra cosa, gli stadi, signori, gli stadi che vorranno riaprire, perché poi dice ma il Napoli non ci rientra, se il Napoli poi non ha uno stadio all'altezza e abbiamo fatto il secondo post, non ci possiamo rientrare nemmeno, perché tu dici magari noi eravamo in crescita. Neanche la Juve, perché lo stadio della Juve ha 40.000 posti, la Superlega ne prevede 60.000, la Juve non può, c'è lo stadio di nuovo da fare Juve. Come minimo. Mamma mia, big match. Il derby d'Italia, Napoli-Salernitana. Non possono partecipare nei campionati nazionali perché ogni squadra avrà 500 milioni alla partecipazione, quindi ci sono 500 milioni alla partecipazione. I biscotti. Il Napoli è la quarta per tifosi, ma infatti io ho paura che i tifosi non c'entrano. No, capito? Non è più un fatto di tifoseria e di prestigio della tifoseria, ne fanno una questione di blasone e di storia, però anche lì non ci troviamo bene. Non mi trovo. PSG ha 5 scudetti, 4 a 20. Mamma mia, Atalanta. Agnelli che ha creato, non penso sia vero il fatto dei 60.000.
Che poi non è che Agnelli lo ha creato, Agnelli fa parte di questa cosa, cioè Florentino Perez in testa. Vabbè, fin quando è Real Madrid, Barcellona, hai capito? Voglio dire, il Manchester United, il Liverpool, che comunque più o meno diciamo hanno vinto Champions, ma sto City che non ha mai vinto niente. No, siamo alla frutta. Che fine farà la Champions League? Bellissima domanda. E a che serve? E tutti i giochi, PlayStation, i box che si hanno accattati i diritti, ma non vanno a finire. Questi cacciano i soldi per tutti questi cose. Chi vince la Superlega incassa 1,7 miliardi. Anche l'Italia ha fatto 1,7 miliardi. Il Lipsia è nato l'altro ieri, ma perché il Lipsia rientra? No. Sono Barcellona, Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Juve, Inter, Milan, ne mancano 4. 4 ne mancano. Me l'hai detto, sì. Sì, Olympique Marsiglia, Lione, 2 ne mancano. Vedi Alex, il Tottenham non ha blasone, però hanno fatto uno stadio che è un gioiello assoluto e hanno tutte le possibilità economiche per stare al tavolo con questi qua. Il Tottenham è una squadra che licenzia il Pochettino e si piglia Mourinho, voglio dire. Sì, ma non ha mai vinto niente però. E infatti non c'entra nemmeno il prestigio, c'entra chi sta al tavolo politicamente. Vedi, le squadre illuminate, secondo me ha ragione Rita, non c'entra nemmeno il fatto del blasone della Pro Vercelli, i padroni delle squadre che stanno al vertice politico e massonico. Ma ci mancano un bottone, perché è Monaco ha detto no. È un bottone importante. Arsenal e Porto ci dicono. Porto. No, ma mi sembra che l'hanno escluso il Portogallo da questa, perché non ha nessuna stata di proprietà. Portogallo no. Portogallo, pure l'Arsenal ha mai vinto niente st'Arsenal. Quindi dovrebbe entrare il Newcastle e andare su uscito Nottingham Forest. Ma lei è tutto questo c'era una volta un gioco di leggi no, ho appena letto il Bayern Monaco, assolutamente proprio il Bayern, perché ma la cosa clamorosa è che non possono fare mercato, io mostravo non possono comprarsi i giocatori tra di loro, quindi voglio capire, la Juve dovrà tenersi Ronaldo, ok, non so può vendere, poi chissà che non può comprare magari Haaland di turno, non si può accattare Mbappé, non si può pigliare a Lozano, Insigne, Fabian, l'Atletico Madrid. Quindi si baserà tutto poi sul vivaio, cioè devi crescerteli tu, se non puoi fare la botta. Da interista sono schifato, la fine del calcio, tutto appresso ai sordi. Onestamente mi mancherà anche vedere un semplice Inter Sassuolo. Questo per sottolineare che non è vero che si stanno lamentando solo quelli rimasti fuori, ma che proprio è tutto il calcio che cambia e che i tifosi anche che ci restano dentro alla fine non vale, non va bene, non ti puoi abbonare. Che ti abboni a fare, Marco? Non ti puoi abbonare. Stima Rip Calcio è una cosa buonissima. Sentiamo Alessio Armenti spiegacela, spiegaci perché l'evita Artemius Blo, ma questi sono rinnovi, amici miei, sono rinnovi sul pollaio, no sul vivaio. Così pare, Alfonso, escluse dal campionato, hai perduto, diceva Totò, hai perduto. E l'Inter per ti rendi conto che l'Inter ha perduto? Però se ci fai caso, no? Cioè, se veramente è così, la Juve è riuscita a non far vincere lo scudetto all'Inter. Clamoroso. Guarda, quanto potere. Cioè, tu praticamente l'Inter stava vincendo, man bassa, è fatta. La Juve è riuscita a sporcare o comunque a far abbassare il valore di questo scudetto, perché tanto c'è stata la Super League che vinta a fa. Che vinta a fa?
per andare in Champions. Però perché Agnello non l'ha fatto quando ha vinto 9 scudetti consecutivi sta Super League? Cioè, voglio capire. Forse non erano ancora pronti. Ho sentito che ADL sta chiedendo a Fiorentina e Agnelli di partecipare. E vostra sta al telefono, eh? Ma ne capite, l'hanno visto fuori alla Comet, che è il nuovo centro del mercato europeo. ADL, già sta là fuori. No, ma è bellissimo, mi immagino il subbuglio, capito? Immagina Chiavelli. No, ma io mi immagino a Chiariello. Aiuto. Valerio, se domani il Napoli entra saremo ancora qui a screditare. Sì, io scredito, amico, perché comunque è una lega che non si può fare. E ti ripeto, ci sarà eccitazione all'inizio, però dopo un po' stufa. Credimi, perché la cosa bella di vedere Paris Saint-Germain e Barcellona è che la vedi una volta ogni 5 anni. Se la vedi tutti i giorni e si incontrano andata e ritorno, poi non lo so come saranno le regole, ti scocci, credimi che ti scocci. Sì, fanno andata e ritorno, che poi fanno le prime 4, cioè 2 gironi da 10, le prime 4 che vanno diretto, quinta e sesta che fanno o playoff andata e ritorno. C'è un macello. Agnelli lo fa ora che Borussia, Liverpool, Arsenal, Tottenham e la stessa Juve rischiano di non essere in Champions il prossimo anno. Infatti tutte queste squadre qua, è vero, sono fuori dalla corsa Champions e rientrerebbero nella Superliga. Ma la Juve? Non lo so, Luigi, prima di tutto ti ringrazio. Durante il campionato mancano 7 partite, non ce le vediamo, non si gioca. Atalanta campione d'Italia, stanno festeggiando, devo chiamare a Otis, devo chiamare a Franci Chiama. Stanno festeggiando, cioè che sta succedendo? Maronna. Ma quindi giovedì Napoli, cioè non gioca, Napoli-Lazio è inutile, cioè Teams that are excluded from their domestic league in case they decide to come back will start the competition. Quindi le squadre che sono escluse dalla liga domestica, nel caso decidono di tornare, cominceranno dalla quinta categoria. Infatti, cioè vanno pure in Serie D, Mosi, per esempio, non parte sta Super League, capite com'è la cosa? Però questo è bello, cioè se fanno così, però a quel punto io me la gioco la Serie A con la Fiorentina. Ma anche che non è ancora sicuro, perché te l'ho detto, se il Bayern, che poi la Premier, che è il campionato più ricco, quindi a prescindere che queste squadre vanno via, la Premier si è schierata contro, se non danno il voto a favore, chi sta Zombo Bank, chi sta a giocare veramente Caprovercello, certo. E Antonio dice se è coerente deve mettere la primavera, ma non si gioca proprio perché l'hanno escluse, non possono giocare. Al momento l'hanno escluso, cioè il campionato è finito ufficialmente in questo momento. Atalanta campione d'Italia, Napoli secondo, Lazio terzo. Siamo arrivati secondo pure qua. Dite Gattuso out adesso, siamo arrivati secondi in classifica. Fa ridere perdere lo scudetto nello stesso modo in cui l'abbiamo vinto all'epoca di Calciopoli. L'Inter, lui è l'Inter sempre. L'Inter. Perché giustamente quando voi l'avete vinto per caduta della Juventus, e in questo caso è al contrario. Guarda che è una roba incredibile, Baby Fox, lo so, hai ragione, eravamo buon martedì, eravamo andati a dormire, ma ci siamo resi conto che la bomba è forte e non si riesce ad andare. Cioè non volesse stare in dei panni Luciano Moggimo. Il senso dello sport calcio, Giovanni, è finito tutto. Oggi è finito, non c'è più. Ve la ricordate la sentenza, la lealtà sportiva? Il Napoli è stato furbetto, non voleva giocare perché siete mancati. Avevamo paura di giocare. La realtà sportiva.
Ma like per noi che abbiamo tifato inutilmente, ragazzi, lo so, è strano chiedere i like, mettiamoci like tra di noi perché è una nottata strana, incredibile. Sei l'unico youtuber italiano che ne parla, non lo so se ci sono altri, ma Flavio, io non potevo andare a dormire perché veramente io a quest'ora nella mia routine, Fabio ovviamente lo sa, lui va a dormire e io preparo il commento che preparo, il commento tecnico, ma veramente io devo far uscire un commento tecnico su Napoli-Inter, Fabian, i movimenti che ha fatto. Ma Gattuso che cazzo a Luca fa? Voi ridete, qua veramente è finito il calcio, un vero e proprio terremoto, ma è così. È così, ovviamente ragazzi, in questo momento non si capisce niente e ci devono essere le controminacce di UEFA, di FIFA, eccetera, eccetera. Domani ne sapremo FIFA, tutto. no, l'UEFA, no la FIFA, l'UEFA. Ma pure la FIFA si è messa, ho letto che pure loro hanno condannato. No, la FIFA è favorevole. È favorevole? Perché se non sbaglio però ha imposto che i giocatori comunque devono fare il mondiale. Il fatto del mondiale, però vedi, altrimenti si mettono contro. Però è la favorevole. FIFA contro la Superlega è il comunicato ufficiale per i mondiali. FIFA e UEFA unite contro la Superlega, questa è la notizia che volevo. Cioè, quindi pensa tu per esempio i giocatori di colore, no? Che quando vanno in nazionale per loro è un motivo d'orgoglio. Certo. Tu ci leva nazionale per esempio a Osimhen, a Koulibaly, che ne so, a Salah. No, è chiaro. Perez ha dichiarato che se vietano di far giocare il mondiale ai giocatori della Superlega farà un mondiale tutto su. Babbo. Quando dovrebbe cominciare? Dani, hanno detto ad agosto. Subito. Iscrivetevi al canale perché dobbiamo fare le live sulla Superlega. Decidete quale squadra vi piace di più che seguo. Io ho le magliette del Manchester City, ma mi arrivano. Quindi non potremmo fare più fantacalcio, vale? Scusa, ma che fantacalcio per la Superlega. Ma già catta i giocatori l'Embole, il Crotone, c'è Calabria e Calabria. Ovviamente. Se no ma fa fantacalcio la Superlega. 23 agosto. No, vabbè. Però Fabio dice parlano del 2024. No, i porti palluno, tu porti il porto, chi le rezzi, pure per me. Forza PSG per il gemellaggio. E c'ha ragione, perché siamo gemellati. E fammi vedere, facciamo il Super Caffè Napoli 1 milione. 1.926.000. Luigi, noi ci adeguiamo ai tempi. Se c'è da parlare della Superlega si parlerà della Superlega, si seguirà il Napoli che sarà come seguire il Napoli primavera, quindi Fabio dobbiamo contattare i giornalisti perché è impossibile, non si saprà più niente e le uniche notizie le potrete sapere qua. Ninja, Juve, Inter, Milan, siete dei mercenari. YouTube out. Ma io, mamma mia. Quindi aveva ragione Laurentiis quando diceva no, non credo, quando diceva porta a giocare il Napoli in Portogallo, porta a giocare il Napoli in Colombia, quello è visionario. Però hai capito, ti devi scordare, cioè solamente chi ha le trasferte. Una cosa è che tu ti devi fare una trasferta ogni tanto e te la fai tutto campionato, ti pigli l'aereo e vai. Ma una domanda, stasera, non c'è per ieri, perché ormai siamo Napoli-Inter, c'erano 200 televisioni collegate, 25 stati al mondo, ha fatto tipo 20 milioni, 25 milioni di spettatori sta partita, no? Cioè, voglio capire chi sti caga hanno fatto stasera? Penso di... No, è vero, è incredibile. Però arrivano nuove cose. Allora Alessio dice ben venga la Superlega. Alessio sempre dici la tua, però non dici solo ben venga, dici perché ti piace. Matteo sempre complimenti, ti ringrazio, lo sei tu. Super Polli alla riscossa, partirebbe nel 2022-2023. Questa è un aggiornamento, non mi trovo. Non può essere perché questo state esclusi dai campionati.
Questa è la notizia fondamentale, che non, se parte dall'anno prossimo stanno un anno fermi in pratica. Oppure si fanno la quinta categoria. Oppure vanno a giocare a Capovercella, Arsanese, roba varia. Fabio, ma quindi l'Atalanta ha vinto anche la Coppa Italia, doblete, il Giusto, ha fatto doble, madonna mia, mamma. Grande campionato, grande Atalanta. Ilicic, pallone d'oro. Pallone d'oro, come lo gestisci il pallone d'oro? ADL aveva fatto pure le magliette per entrare in Super League, ma Questo è memorabile. Il PSG per ora è bloccato perché il loro presidente fa parte del board UEFA. Il Bayern si dice che stia iniziando a interessare. I tedeschi non si fanno fa. Sì, Tony, siamo tornati perché i nuovi aggiornamenti, no? Dobbiamo seguire. Io invece perché devo fare il video, devo preparare il video per domani mattina. Iscrivetevi al canale, lasciate un like che dobbiamo fare l'approfondimento tattico. Però volevo sapere delle notizie più approfondite, visto che insomma dall'Italia se ne sa di più e non si dorme. Io sai pallone d'oro. Ma tu hai capito quanta soldi ha perso ADL? Ma parliamo del Napoli. No, è incalcolabile. Manchester City che quindi non può acquistare Koulibaly, né è manco per il Paris Saint-Germain. O Bayern Monaco che se voleva accattare Lozano e non si può accattare più. Cioè, ma secondo te Raiola perde questi soldi? Bravo, poi voglio vedere adesso i famosi procuratori che gestiscono Mendes, eccetera, eccetera. Ringrazio Luigi che dice speriamo che aderisca anche l'Atalanta. Che in questo caso poi ci porterebbe a vincere lo scudetto matematicamente. Non può l'Atalanta. Non hanno vinto abbastanza. Brava, Roma in Champions. Ma avevo letto un'altra cosa che hanno ecco qua, questo qua, quello di Carlo, hanno annunciato 19 Super. Ma tutte mettono Super Rannanzi, mettiamo Super Napoli, magari ci siamo pure a noi. Super Napoli, l'amico Gerardo Mari. La cosa più brutta è aver perso la poesia legata a questo sport, i sogni con i quali sono cresciuto. Francesco, ti dico una cosa, quando appena abbiamo chiuso la live, Guido Gentile mi ha chiamato un attimo in privato e ha detto proprio questo, ha detto l'unica cosa, ha detto ringrazio come al solito i commenti bellissimi e le domande interessanti dei tuoi seguaci. Però l'unica cosa che voi potete dire è che voi avete visto questo passaggio, voi avete visto il calcio vero, il calcio romantico che aveva senso. Immagina le nuove generazioni che si stanno affacciando adesso, vedranno una cosa completamente diversa che non ha niente a che vedere con il calcio che conosciamo noi. Ma quanto costa una scuola calcio, ma vale? Vabbè. Quanto costa a portare un bimbo che tu dici un domani divento campione ma da giocare nel Real Madrid? No, non puoi giocare più nel Real Madrid. È solo per chi se lo può permettere, così. È proprio così, la Lega del Super Santos. È uno schifo, se il Napoli potesse partecipare, spero non lo faccia, così finisce l'essenza del campionato e delle competizioni. Sì, Luigi, io sono con te, seppure noi potessimo rientrare in questa cosa così, bisogna rifiutarsi perché altrimenti sei colluso anche tu, rientri in questa logica perversa che solo i soldi. Guagliù, noi diciamo una cosa di De Laurentiis, e io l'ho sempre detto, ci devi togliere il dubbio che non vuoi vincere, cioè ci devi togliere quel dubbietto, perché noi abbiamo il dubbietto qua, ADL sta bene partecipare, no? Se tu ci togli il dubbio, ok, ci togli il dubbio, fai un grande mercato di gennaio e dici ci voglio provare fino alla fine, poi non vinci, orsato, e allora ci siamo tolti il dubbio perché tu hai fatto lo sforzo. Altrimenti, se tu partecipi a questa cosa qua, è solo per i soldi, perché non vuoi vincere, non puoi vincere niente se ogni anno devi affrontare il Manchester City, il Manchester United, il Real Madrid. Fai la fine, è come stare gli ultimi della Serie A e lottare per la non retrocessione nella Superlega. Vogliamo tornare al discorso di Ferlai? Tu retrocedi perché le 15 sono sicuro, poi 5
E che fai? Allora, io arrivo 16°, che fai? Non viene... Boh, non lo so, non capisci. Vedi, Ma non si Alessio che può diceva fare. ben venga, dice un modello simile No. all'NBA e la domanda da fare è funziona sì alla grande, per questo un sì alla Superliga. No, Fabio, no, forse Guido non ha ascoltato Guido Gentile che ha spiegato le forse non c'era franchigie, prima. non c'è o non conosce il regolamento dell'NBA. L'NBA perciò devi, cioè, non solo c'è la franchigia, e quindi non so quanti soldi devi investire, diciamo, per assicurare, come si chiama, stipendi, eccetera, eccetera. Più devi assicurare non so quanti tipi di abbonamenti che quindi fosse l'associato popolare, là, Sì, azionario. azionato popolare per 7-8 anni, però, non per una stagione. Cioè, devi portare avanti nel tempo questa cosa. Cioè, ma resistono questi sponsor italiani? E poi c'è la regola sempre interessante, che è straordinaria, che chi arriva ultimo può scegliere il giocatore Il migliore. giocatore per l'anno Potrebbe... pro, Kobe Bryant, cioè, capito che poi c'è? Kobe Bryant diventa dai. Crotone, per esempio, Parma, capito che vuol dire? Cioè, che Mbappé lo metti da Sanità. Esattamente, Diego, questo ci dice, che ci ripeteva anche Diego, dal Napoli Soccer ai tempi nostri. Diego, e mo come sono i tempi nostri? Tu adesso devi fare un nuovo canale, dal Napoli Soccer alla fine di tutto. Alla Napoli Coppa Opera. via Liverpool. Eh. Ma ci può, stanotte Sì. ci può stare tutto. Mo sì, mo sì. Mo sì. Gli stuzzica di più diventare i nuovi agnelli della Serie A. Eppure potrebbe essere. No. Come al solito voi siete super simpatici e mi strappate un sorriso anche in questo schifo. Detto questo, finale di Champions Newcastle Bologna. Mamma mia. Dial, ti ringrazio tantissimo. Ci diamo al basket, pure potrebbe essere. A palla a nuoto. Tutti. Forza Posillipo. Ovvero Mbappé a Sanità. Allora, vediamo Kevin, perché io voglio vedere come la pensano tutti. È paritario perché ogni anno la Superlega fornisce 400 milioni ad ogni squadra. Ok. Per fare il mercato ognuna. Ma non lo puoi fare il mercato, perché non puoi comprare i giocatori dal campionato. Esatto. Allora io qua voglio dire, questi 400 milioni è solo per spartire soldi, ma non è per fare un mercato. Cioè, non, Io questo tipo non lo so. il Real Madrid se non può andare a prendersi Mbappé, che già lo stavano per comprare. Capite? Non lo so. Da quanto ho capito, in Serie A le squadre coinvolte continuano a giocare e questa sarebbe... No. Stai togliendo lo scudetto all'Atalanta, Pietro? Non siamo mai visti, ti sparano. Ma stavano già esultando. Aiuto, rigore per il Milan. Cavaiuolo. La coppa dalle grandi orecchie. Mamma mia, mamma mia. Luca, e non dire non parlate se non sapete, diccelo tu. Dici tu, com'è il mercato in NBA? Non è così che l'ultima si può prendere, può scegliere il giocatore che più le aggrada? Facci sapere, aiutaci, come diceva Guido, due squadre in tutta, diciamo, la storia della NBA hanno vinto 3 campionati consecutivi, che tu puoi vincere il campionato, poi viene diciamo, l'Arzanese e dici ma era Cristiano Ronaldo e tu Juve non vinci più, è ovvio. Questa è la schifezza veramente, che le squadre fondatrici non retrocedono. Solo 5, perciò ti ho detto, solo 5. Allora che tipo di classifica è? Cioè, se il Real Madrid fa un'annata di merda, arriva 20. Dai. Andrà a finire con l'NBA che tutti i giocatori possono cambiare casacco ogni qualvolta si mettono d'accordo tra club. Vedi che ci arrivano nuove notizie sull'NBA. In tutto questo domani c'è la presentazione della nuova Champions League, che probabilmente le due cose saranno legate. Ciccio Caputo MVP della Champions. Mamma mia. Napoli in NBA. Vediamo un pochino. Immagino Albo d'Oro della gente che Sergio Ramos, Van Dijk, Müller, Usai.
Non ho capito perché state parlando di questo fatto sullo scudetto, potrebbe non essere assegnato lo scudetto all'Inter. No. 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 Ma la Roma al 100% non parteciperà? Non è sicuro. Non è Forse sicuro, la Roma è la quarta squadra. La Roma è la quarta squadra. come squadra fondatrice, diciamo. Allora, ho ascoltato la diretta di Colpo Gobbo, lui ha capito molto di tutto ciò, perché non vedi se lo puoi invitare in diretta? Amico, non so se è tardi, sta Rumen Colpo Gobbo in questo momento, io glielo posso mandare il link ad Antonello, però penso pure che è tardi. Fammi sapere, mandami un altro messaggio se lo vedi, se sta ancora sveglio. Demon Dark Knight, quindi ogni anno 5 squadre a caso non parteciperanno al proprio campionato, è tipo scuola calcio, ogni anno... Hai capito? Cioè, non siamo mai vincito scudetto l'anno perché poi vai a fare la Superlega per invito e poi dopo primi anni a giocare in Cimina Eccellenza. Come funziona? Non lo so. Senza fare poi il mercato. Bravo. Passiamo alle cose serie. Sassuolo e Verona in Europa League. Bene, Juric e De Zerbi se la meritavano un'occasione e voglio vederli con il doppio impegno. No, perché De Zerbi va allo Shakhtar Donetsk. È vero, notizia di mercato, De Zerbi contattato prima dall'Eister, poi dallo Shakhtar, deve solo decidere. Da uno Juventino è uno schifo, anche il tifoso adesso per vedersi una partita allo stadio deve pagare ogni partita più 200 euro, diventerà il calcio solo per i ricchi. Betto, e questo è il problema, anche se una volta ti vuoi andare a fare una trasferta, ma non lo puoi più seguire il calcio così, è solamente per chi se lo può permettere, è grave, è proprio grave. Riportiamo le famiglie allo stadio. Prossimo turno Milan, Inter e Juve giocheranno. Io resto col dubbio, Diego, se la UEFA mantiene la parola e mantiene la minaccia, no, hai perduto. Sei uscito. E tenevano pure Juve Parma, Cristiano Ronaldo vinceva scarpa d'oro, tripletta. Fabio, questo è pure interessante, quindi praticamente scendendo loro si sono salvati Parma, Crotone e Bologna, cioè pure il Cagliari. Io perciò ho detto Crotone Serie A. Restano in Serie A perché devono scendere loro. Stanno festeggiando. Salernitana che non sale in Serie A perché poi... Da interista è uno schifo, vedi? Dalla regia. Dalla regia. Sì. No, adesso ti metto come vuoi. No, ok, no. Si sente, sposti il microfono. Si sente, un pochino si sente. Vabbè, insomma, ci sono 300 persone. Dici di mettere i like, vai? Sì, mettiamo i like per noi, soprattutto per tutti noi amici bellini, perché fino ad ora noi che cacchio siamo stati a fare? Abbiamo tifato il nulla? Concetta, abbiamo perso il tempo. Forza, noi abbiamo il potere comunque, ragazzi, possiamo decidere se vedere o no questo tipo di calcio. Con questo vi abbraccio e vi saluto, vi mando un bacio fortissimo, ma sempre forza Valerio. Ciao amici bellini. Quanto è bella. Malesani al Liverpool, è tutto ufficiale. Il sito della Superlega è di proprietà Amazon, sì, arrivano nuove informazioni. Banged. Ma quindi Giuntoli ha fatto buon lavoro, vale? Aspetta un attimo, vediamo se riusciamo, perché io qua avevo mandato il link a te, perché tanto ragazzi, tanto è tutto live, è tutto è notte, quindi vediamo un pochino se riusciamo ad avere un parere da chi dovrebbe stare all'interno e pare che abbia capito, quindi vediamo un attimo se riesco. Colpo, vediamo un pochino, gli mando pure il vocale al volo davanti a tutti. So che è notte, so che probabilmente vuoi andare a dormire, ma gli amici bellini mi hanno detto che tu ci hai capito qualcosa e quindi noi siamo live. Se vuoi passare per un saluto, un abbraccio, e quindi sapete tutto al volo, tutto così.
stanno facendo diventare il calcio uno spettacolino spicciolo. Avevamo ogni 20 minuti un time out per fare break pubblicitari e balletti, e neanche tra 5 anni. Ah, tu dici così diventerà? Invece penso di fare riforme, magari di creare un calcio veramente più pulito, più appassionante. Chi sta pensando ai 400 milioni all'anno? Che pensano come l'hanno speso? La cosa più brutta è che non avrà più senso a lungo giocare sempre queste partite. Esatto, non ci sarà più quello stacco tra partita normale e un match di prestigio con l'ansia che sale. DP, ma questo io magari non all'inizio, ecco, perché riflettevamo con Gui, all'inizio tutti saremo eccitati di vedere tutte queste partite, la Champions ti piace, te la guardi. Però poi a lungo, dopo un anno, magari un anno e mezzo, dici, vabbè, a me capito, Manchester City, Real Madrid, nada vo'. Fanno la Superlega Plus a 15 scendono a 10. 200 euro di biglietto per vedere Frabotta, Cioffi, Fagioli, Aida Isaac, sono in prevendita i biglietti per Maddalonese PSG. Flick abbandonerà, questa l'ho letta, Evelyn. Firmato un triennale da 15 anni, il finale non l'avevo letto, ma avevo letto che Flick, insomma, il Bayern si era messo d'accordo, ne parliamo a fine stagione, mentre Flick ha sbrovognato tutto che se ne vuole andare. Cioè Flick e Flock se ne va proprio mo'. No, infatti sì, è tutto strano. Darius, tu non riesci a dormire, lo capisco, e per questo siamo 288. Niente di meno. Lasciate il like, facciamo il botto, andiamo in tendenza, subito in tendenza. Il sondaggio, io avevo fatto il sondaggio, Fabio, a che cazzo serve il sondaggio? Che ci servirebbe di più la vittoria della Juve? Mamma mia. Ernesto Mercury, non si sa. Si dice che potrebbero escluderle nei loro campionati e come PSG potrebbe vincere senza giocare la Champions, e la finale dell'Europa League potrebbe essere Roma-Villarreal, perché entrambe non sono... È vero, perché poi ci sta Roma-Manchester e quindi Manchester non può giocare e Villarreal... Però aspetti, Villarreal giocava con una squadra piccola, no? Chi c'era? No. Quando mai? Perché... Scusami, c'era la Dinamo e il Lipsia. Il Lipsia. Allora non va in Superlega, però. Non mi trovo, perché il Villarreal doveva giocare una semifinale facile. Salisburgo e Lipsia, caso squadre più ricche del mondo, non vanno in Superlega. No, non sono loro. Aspetta, Europa League, che io ho perso di vista perché giustamente Europa League, Granada, Manchester United, perché Granada è uscito. L'Arsenal. Ecco perché l'Arsenal quindi non gioca e quindi Villarreal l'Arsenal stanno esattamente. Bravi tutti. Siamo un po' stanchi, Voi invece siete fortissimi, lasciate il like per voi stessi. Facciamo le valigie come Cannavacciuolo, addios. Blu, mi piaci tu. Sta Superlega è il golpe di Pirlo. Ma forse ci hanno facciato a Sarri l'anno scorso. Perché poi Sarri senza giacca e cravatta, la sigaretta a mocco non si può fare. Carlo, ti capisco, non so quanti anni hai, ma è chiaro, per chi è abituato ad aver visto e aver provato un certo tipo di sensazione, no? Quando noi ci siamo avvicinati, Fabio, ai 91 punti, che era un sogno incredibile, e già siamo praticamente soddisfatti di quello che abbiamo fatto anche senza aver vinto, è proprio perché il Napoli ha vinto solo con Diego e poi basta, e quindi quel sogno là, no? Al terzo anno però. Al terzo anno dopo averci lavorato, ricordiamo che poi Gattuso ma questa cosa sarà complicata ricrearla, perché se poi tutto sta a chi tiene i soldi, a chi viene invitato, i fondatori, poi ogni tanto devi riuscire a essere il migliore delle scartine per essere invitato a fare la scartina l'anno prossimo. Questo hai capito, Vale, come si dice, l'impatto mediatico che ha questa cosa, visto che il calcio è lo sport più popolare. Cioè, tu stai portando
praticamente un movimento, perché quello non è solo, è un movimento proprio, diciamo, pure idealistico, ad essere oppure a diventare un, come dire, si tiene sord, sì, si non tiene sord, sì. Cioè, capite che vuol No, dire? è così, è culturale, è un problema anche culturale, è così, perché poi hai reso tutta una serie di tifosi di Serie B. Cioè, E e chi non valete quindi niente, noi ci facciamo la lega tra di noi e voi se ogni tanto se riuscite a fare qualcosa vi invitiamo nella festa. Ti immagini Bruno Perez e Paolo Lopez alzare l'Europa League, il Napoli che alzare la Champions con gli USA? mamma mia. Allora, basta scrivere cazzate. Ad oggi mancano i soldi, le società stanno perdendo milioni su milioni. Effettivamente a loro non interessa, è giusto o sbagliato, gli interessa solo fatturare i soldi persi. Probabilmente con il Covid, Covid. vabbè, forse col Covid, ok, siamo d'accordo che è perché in ha già perso i soldi, e mica Valeri ne ha perso i soldi. Che facci? Ma Superlega, vigilanza ai cantoni, che facci? Ma il fatto di Osimhen dove lo appoggiamo? Come ce lo Eh. rivendiamo a Osimhen? No. Perché si entra in Superlega se vince il prossimo scudetto? È una cazzata. No, così è, in base ai risultati sportivi dell'anno prima poi. La Roma non è in lista per ora. Mancano 7 partite. Il Napoli a quanti punti sta dall'Atalanta? 4 mi pare. Quindi siamo in piena... No, no, è per questo giocare, dicevo, siamo in lotta a scudetto. Perché incoroniamo già l'Atalanta quando c'è ancora da giocare? Quindi siamo in lotta a l'Atalanta sta a scudetto. 64, il Napoli a 60, ce la possiamo giocare. Quindi non è Gattuso alto. Ci deve essere un motivo però, perché evidentemente non ci sono abbastanza... No, perché si ferma tutto, Fabio. Per squalificare si ferma tutto. Sto cercando un attimo, aspetta un attimo, aspetta. Voglio vedere una cosa. Regolamento Superlega. Ma proprio giusto. No, maratona spagnolo, penso. Ma pure va bene. Regolamento calcio Superlega. Ma giusto... Brandon, ma hai ragione, eh? Ci dobbiamo inventare qualcosa, i soldi persi per colpa delle partite, certo. Mi fate sorridere, ma è troppo triste. E lo so, Giovanni, è non è triste, è tristissimo. È una rivoluzione, è una bomba d'orologeria. Io ho detto questa cosa, hanno caricato il fucile e hanno sparato e hanno colpito tutti. È uscito? Te lo leggo? Vai, Te leggi. lo leggo? Formula, data e regolamento, 2 gironi da 10 squadre, si parte ad agosto, si iniziano a conoscere i primi dettagli della nuova competizione infrasettimanale. Sul comunicato pubblicato dal MIE vengono resi noti alcuni dettagli. Si partirà ad agosto con i club partecipanti suddivisi in 2 gironi da 10 squadre, ciascuno con partite di andata e ritorno. Le prime 3 classificate accederanno ai quarti di finale, finalissima a maggio. La nuova Superlega appena nata e già sono state cose delineate. 15 club fondatori, ne mancano ancora 3 che verranno individuati a breve, un loco e ADL, più altre 5 squadre che verranno selezionate ogni anno in base ai risultati ottenuti la stagione precedente. Di seguito alcuni passi: quando si gioca partite infrasettimanali con tutti i club partecipanti che continuano a competere nei loro rispettivi campionati nazionali, preservando il tradizionale calendario di incontri a livello nazionale che rimarrà il cuore delle competizioni. Cioè, quindi al posto della Champions League? Praticamente, perché se è infrasettimanale è così. Allora ragazzi, in questo momento io credo che Antonello sia bloccato, però io voglio sentire anche un po' cosa ne pensa la gente, perché qualcuno ha detto si può andare avanti, eccetera, eccetera. Se voi siete iscritti al canale Telegram, che non trovate in descrizione, perché come lo trovate in descrizione se non ho messo la descrizione, ma se siete iscritti al canale Telegram ma è facile, il canale Telegram è così, ve lo scrivo io perché è facilissimo, ve lo scrivo in chat, tutte le cose belle. Settimanale non vengono escluse dai campionati, quindi a Bergamo non possono festeggiare più, Crotone in Serie B. L'Atalanta non può festeggiare lo scudetto, quindi il Napoli è Gattuso out, tipo me HTTP.
perché c'è gente nuova che voglio invitare sicuramente in questo momento. http://t.me/Caffè Napoli 1926. Iscrivetevi al canale Telegram, se non siete iscritti al canale siete completamente pazzi. Cliccate su questa cosa che vi ho appena scritto. Stando nel canale Telegram troverete, e a uno alla volta vi faccio intervenire per interventi brevi, dite la vostra, che io dico la mia, che Fabio commenta la sua, e vediamo se in notturna c'è qualcuno che vuole entrare, vuole dire una cosa e ce la dice. Ma Buffon che voleva vincere no, ma cosa più bella, guarda, sai qual è? La notizia che è uscita, che Buffon voleva andare all'Atalanta l'anno prossimo. Sì, l'avevo letta quella cosa là, proprio in concomitanza con la partita. A Napoli sono pronti a festeggiare lo scudetto. Dark Side. E non possiamo, amico Bellini, non possiamo, non si può, sta l'Atalanta. Non funziona così. Vediamo un pochino. C'è un amico, ma vedo device not connected, perché l'amico Mario Delle Vedove, il nostro amico Bellino, che però non lo vedo. Deve connettere la webcam prima e il microfono probabilmente da telefono. Fabio. È sempre la stessa spiegazione, ragazzi. Dovete usare o Google Chrome e andare nelle impostazioni di Google Chrome e abilitare proprio le autorizzazioni microfono e camera, oppure nelle impostazioni proprio del cellulare, che sia Android o Apple è la stessa cosa. Oppure usate come si chiama? Firefox, che fate prima come browser, ovvero il motore di ricerca. Ho sentito che hanno invitato la Roma, spero con il cuore che la Roma non accetti. Da romanista vedi che aumentano i tifosi delle squadre che comunque non vogliono fare. Valerio, giocheranno sempre in A, quindi questa è la volta buona, che i giovani si prendono in mano la Serie A. Tutto ciò andrà solo a migliorare il calcio, non a rovinarlo. Zebra Juventina, io ho dei miei dubbi, perché chi se la vede una Serie A con i giovani che ancora non sono buoni? Il problema è tutto il sistema, cioè ci vogliono una trentina d'anni per riorganizzare il calcio con i giovani. Tu dici che andrà a migliorare? Io penso che vediamo un campionato che non so guarda nessuno. Io mi sento confuso, perché se è infrasettimanale, quindi vuol dire che giocano diciamo la domenica, il sabato, eccetera eccetera, quindi da zona non ha refuso, però non possono fare mercato, cioè non lo so. Anche se infrasettimanale, chi deciderà di partecipare a questa Superliga verrà escluso dal campionato. Vedi, comunque l'ho appena letto con il regolamento. Continueranno a giocarne forse con l'Under 22, l'Under 20, come ha detto Guido però prima. Questa pure è una bella risposta. Giocheranno sempre in A, ma hanno 400 milioni in più. E come è possibile? Non possono comprare da altre squadre. Ma comprano per l'Under 23. Ma i giovani possono comprare. Però vai più Giappone, Colombia, in Australia, Nuova Zelanda, cioè Yokopoco Mayoko 100 milioni, ultimo esatto, ci sarà un'altra bolla di spese e quindi i procuratori. Noi ridiamo e scherziamo, ma Mario Rui è uno dei terzini sinistri più forti della Serie A. In questo momento sì, perché la Serie A non ne ha più. Ma quest'estate non ci stanno gli europei. Questo pure è interessante, Kevin. Vabbè, ma è giugno. A giugno, quindi poi... Però poi non possono fare gli europei. Non potrebbero quei giocatori che fanno parte di queste squadre. Oltretutto aggiungiamoci infortuni con la pala, nessun tipo di riposo. Quindi se la memoria non mi inganna, Mbappé, Pogba, Rabiot, poi quello lo Chelsea come si chiama? Centrocampista del Chelsea. Centrocampista del Chelsea francese, Kanté. Cioè stiamo parlando di tutti i top player che vanno a Ibiza, perché poi giustamente non fanno le robe. Sono convinto che Ronaldo a sto punto verrà al Napoli per vincere la Serie A. DL muoviti. O Messi.
Per me chi è d'accordo con la Superlega non ama il calcio. Io credo che sta cosa funzionerà perché il mondo ormai è privo di valori. Io ho smesso di guardare il calcio, mandatelo per favore sto messaggio. Negozio online, l'ho mandato, l'ho beccato e condivido la tua amarezza. Cante, esattamente. Sì. Parliamo. Per vincere la Champions League devi disputare 13 partite, bevi. Per vincere la futura Superlega 23, 10 partite in più. Che ne pensi, Fabio? No, nel frattempo tu bevi, io penso che per vincere la Superlega, se sono 23 partite ovviamente, perché poi c'è il fatto del playoff per scegliere l'altra squadra, significa che quindi devi arrivare nei primi 4 in Superlega. Ma non può arrivare nei primi 4 in Superlega. Chi la tiene Mbappé e Neymar, chi la tiene Messi e cose, cioè, è impossibile. Soprattutto non è nemmeno più a scontro, sai, scontri dire è una lega, è un campionato, quindi un campionato. A lungo andare sono i valori che... Campionato. Ma se tu esci con Lione, Porto e Ajax, ma rota via, fa sta Superlega. Si pareggia con Borussia Mönchengladbach. Totti disse la Juve dovrebbe fare un campionato a sé. E Totti nuovo l'hanno fatto. Marietto, purtroppo non ti vedo e quindi non ti posso aggiungere perché non mi fa aggiungere se non riesci a collegare la camera e il microfono. Forza Boca Junior. Sì, arrivato a sto punto andiamo tutti alla Bombonera perché almeno Gioiellino, è vero, ma voi vi dovete iscrivere al canale però perché qua stanno arrivando tutta gente notturna che non si è mai iscritta al canale. Aspetta Fabio, qua dobbiamo mettere le cose in chiaro perché secondo me non capiscono. Ecco. Iscrivetevi al canale. Che state aspettando? Siete completamente pazzi? Capat, se ne è giù. Iscrivetevi al canale perché noi qua sì, ogni tanto parliamo del Napoli eccetera eccetera, ma adesso non se ne parlerà più. Dobbiamo parlare della Superlega, dobbiamo sapere di tutte queste cose belline, incredibili, tutti i moderatori bellini. Secondo me a sto punto ha più valore guardare la Serie B e farla diventare la nuova Serie A. Forza Napoli sempre. Alla fine la Serie A in questo momento è come se fosse una Serie B. Se esiste la Superlega, la Serie A diventa la Serie B. Se ne chiude. No, comunque, a parte che ho provato a fare per vedere il motivo, magari perché non riescono ad entrare. Vale, allora quando clicca sul link d'invito ci sono due link, uno in alto dove dice entra con questo e ti dà direttamente l'autorizzazione, e in basso puoi scegliere il browser. Dovete cliccare sul primo e dare tutte, cioè ti apre un'altra finestra dove dice apri in un'altra finestra e ti dà direttamente l'autorizzazione. Hai sentito Mario? Hai sentito? Se tutto questo se è sempre Android, altrimenti diventa complicato. Secondo voi la UEFA, eliminando queste squadre dai propri campionati, non perderebbero tantissimi soldi senza i top club? A me quello che spaventa è che in questo momento la Superlega è in vantaggio. Ma visto è un bluff, eliminando queste squadre per me è un bluff per più più sorte anche dalla Champions. Io ho paura solo di una cosa, Fabio, è che queste minacce loro non le portano avanti. Ne ha giocato a Provercelli. Il problema poi è quello, è che magari si fanno creano l'ufficialità della Superlega sotto il dominio UEFA. Di conseguenza si spartiscono anche loro la torta e questa è la paura mia. Vale, sta scissione non funziona. Questa è una scissione bella e buona. Allora, ciao Guido. Punto primo, l'NBA è una lega privata. Ecco qua. È nata come lega privata. Non ha mai fatto parte della FIBA, della Federazione Internazionale Basket Association, mai, non ha mai avuto le regole FIBA. La FIBA è andato allo scontro, era di 20 squadre l'NBA, adesso di 30, alla fine pacificamente tutto il basket mondiale, la FIBA sarebbe la FIFA, ha cambiato le regole per cercare di seguire l'NBA e nonostante questo non ce l'ha fatta, perché le regole FIBA
erano diverse, erano 30 secondi ad azione, non potevi passare sopra il ferro, la leva, adesso non ve le cito tutte, se non faccio straputello, diversi falli, la zona, la linea dei 3 punti, erano totalmente diverse. Detto, a gran parte adesso sono simili, eccetera. Quindi incominciamo a non confondere. Noi ci troviamo adesso di fronte, forse poi facciamo 2 minuti di serietà, poi a battute. Veramente, se no non dicevo un terremoto. Ma l'NBA è nata come NBA, quindi con le sue regole, ed è una lega privata che non prevede debiti. Anni fa ci fu lockdown, ma voluto dai presidenti, perché non si misero d'accordo per $100.000 e non si giocava. Non esistono cose come adesso, come i campionati di calcio. Cioè le società non fanno debiti, sono tenute come orologi, tant'è vero che io ho cercato di spiegarli prima, non è che arriva Valerio e entra nell'NBA, anche se c'hai soldi, deve garantire non solo soldi, e soprattutto non deve garantire manco figure di niente, nel senso non solo economicamente forti, gli abbonamenti, voi non trovate prima del lockdown un posto libero in un palazzetto NBA, andate a vedere sempre tutto salito, ma deve garantire anche un livello qualitativo di gioco, non puoi fare figure di niente, eccetera. Quindi non paragoniamole. Noi ci troviamo di fronte adesso un cortocircuito, formalmente, perché prima ancora non avevamo letto il regolamento. Questi che cosa vorrebbero fare? Noi ci facciamo la nostra Superlega, perché sono indebitatissime per avere più soldi, perché la UEFA non gli dà più soldi, ma ci facciamo anche il nostro campionato. Ovviamente la UEFA ha detto col cavolo, se tu ti fai la Superlega ti banno. Questa Superlega, poi ci sono altre situazioni carine, a questo punto vedete che cortocircuito, perché l'NBA è NBA. Che regolamento deve applicare? Quale regolamento del calcio lo cambia? A questo punto fanno veramente che non c'è il fuorigioco. Quale arbitro va a arbitrare? Perché dovrebbero prendere degli arbitri ufficiali, perché non hanno il tempo adesso per formare. Primo arbitro, secondo perché arbitro, così come loro l'hanno presentato, semplicemente noi non ci piace più la Champions, ce ne facciamo una per conto nostro. E non è così facile teoricamente, perché tu dici te lo fai per conto tuo, sì, c'hai i giocatori, c'hai gli stadi, eccetera, però innanzitutto devi decidere che regolamento applicare. Puoi anche dire io a questo punto faccio saldo, applico lo stesso regolamento FIFA e UEFA. Però a questo punto bisogna capire se la FIFA e la UEFA veramente li bannano, ma a questo punto quando li bannano a stagione in corso, come loro sono andati alla provocazione, è stata una provocazione, perché tu non puoi fare una cosa un giorno prima è nettamente una provocazione. A questo punto li banni, sì, come hai promesso di farlo, e quando li banni per la stagione successiva. Altra contraddizione, perché un amico ha scritto una cosa, no, è sbagliatissimo, amico Bellino, perché l'NBA è nata come NBA e non ha mai previsto le retrocessioni. Quindi di fatto ha un suo principio di meritocrazia che funziona, che ha funzionato perché a parte quella famosa e celebre, cambiarono le regole, stagione infinita dei Boston Celtics, poi nessuna squadra è riuscita a fare qualcosa di epocale. E se voi andate a vedere addirittura l'NFL, che è ancora più esasperato come professionismo, mai nessuna squadra nell'NFL ha vinto 3 titoli, al massimo si è fermato 2. Quello del draft, perché uno ha scritto una cosa e dite no, noi facciamo chiarezza e informazione, è molto complesso, mi servirebbe un giorno per spiegarlo, amico Bellino, perché non è che io arrivo ultimo e vengo, tu ricevi dei numeri e vai ai sorteggi, ma questi numeri e questi sorteggi te li puoi anche vendere in modo tale che poi acquisisci un free agent. Per esempio LeBron è andato ai Lakers come free agents, è molto complesso, però quello che è certo è che non è che i Lakers dicono io ho 50 miliardi di dollari e me ne fotto. Comunque hai un tetto salariale uguale per tutto, è un tetto salariale che prevede, e ecco perché non potrebbe funzionare nel calcio per via dei procuratori, dei parametri già stabiliti all'inizio. Mi spiego, non arrivo io, Caio, fesso, faccio 2 stop buoni e incomincio a discutere il contratto, perché i rookie anche non potranno mai avere i contratti più alti di chi comunque, perché lì viene pagata la fedeltà.
Quindi anche se tu sei su più grande talento, detto, non è che ti fai 2 stop buoni e poi il procuratore di design comincia a rompere le scatole ogni giorno in radio, ma lo vogliono 1000 squadre, dobbiamo ridiscutere il contratto. Non sono mai sotto ricatto l'NBA, quindi è un sistema molto complesso che non vi possiamo spiegare, che funziona, e ha funzionato perché ha garantito un certo equilibrio. Poi è chiaro che LeBron, per il fascino, per certo, perché vuole diventare leggenda, da free agents ha detto: io ho vinto con i Cleveland Cavaliers, li ho traditi, cioè li ho tradito i Cleveland Cavaliers, sono a Miami, ho vinto, sono tornato indietro, ho vinto con i Cleveland un titolo epocale 4-3 contro il nemico di sempre, eccetera, i Golden State, e poi voglio andare a vincere a Los Angeles la squadra di Kobe Bryant, che poi quell'anno è morto pure, pace all'anima sua. È chiaro, perché poi ciascuno, come dicevo io, ciascuno sportivo può avere un'ambizione nella vita di giocare nella squadra più prestigiosa del cuore. Chiuso capitolo NBA. Adesso ci troviamo in un paradosso, che questa Superlega nasce all'interno di regolamenti consolidati, FIFA e UEFA, che non solo calcistici, cioè l'arbitro, eccetera, ma anche economici, di vivaio, di spostamento, eccetera, che ovviamente loro da un lato dice no, ci sta bene tutto quanto, questo è quello che hanno scritto, e dall'altro dicono però comunque noi, siccome ci pagate poco, ci andiamo a fare la nostra Superlega. Non sappiamo, nessuno di noi adesso sa quello che succederà, perché bisogna vedere chi vincerà questo braccio di ferro. Però è chiaro che quello che sta avvenendo è un aborto all'interno di un sistema che, per quanto difettoso quello del calcio mondiale, comunque ha le sue regole di tutti i parametri, di trasferimenti, eccetera. E la cosa gravissima della Superlega, e voi l'avete detto bene adesso, che tu non puoi fare, o fai la Superlega come l'NBA, a questo punto siamo 20 grandi, chi vince è il campione del mondo, come dicono all'NBA, o fai una Superlega come una Super Champions League, che comunque chi va ci devi arrivare. Ma a questo punto che fai? Alcuni sono primi tra i pari, no? Veramente, e 5 sono gli sfigati che poi, secondo il tuo regolamento, possono venire, perché tu hai detto, beh, sono 2 anni che il Napoli vince lo scudetto, invitiamolo. Ma come fai a invitarlo se poi la UEFA ti dice che poi ti banna? Vedete che controcircuito, cioè questa E se poi il Napoli arriva terzo, quindi... Sì, ma a parte questo, questa Superlega ha pubblicato, adesso sono in inglese, me ne sono letto, queste 3 paginette, sono 3 paginette, come se non esistesse il calcio, fregandosi. Quindi proprio detto, anche se ci minacciate, forte dal fatto, detto, comunque tutti vorranno venire a entrare nella Superlega. Io penso che alcune cose hanno funzionato nel mondo, altre no. La Formula 1 nacque da questa scissione, ci misero 7-8 anni e poi hanno vinto i ricchi, purtroppo, e poi è diventata noiosissima. Detto, però non confondiamo 2 cose, perché l'NBA non è nata da una scissione, è nata NBA, e tra l'altro è cresciuto, perché erano 20 squadre, 24 squadre, 26, adesso sono diventate 30, eccetera. E non prevede né promozioni, né retrocessioni, né inviti, semplicemente la possibilità di aggiungere una squadra che si crea ex novo o di trasferire una franchigia da una città all'altra, eccetera. Ma funziona questo sistema. Invece questo è un sistema che vogliono proporre ibrido, con un 75% di partecipanti che sono fissi. E a questo punto che senso ha? Cioè, tu vinci la Coppa, però se fai, come ha detto Valerio, una brutta stagione, se il Real Madrid incappa per quella, e dovrebbe scendere, invece è uno che è salito, allora tu metti, e poi però l'anno dopo non li inviti più, cioè mi sembra di vedere Crozza quando fa l'imitazione con la Ferrari, si tratta di capire, cioè, fateci capire, però siccome l'hanno pubblicato oggi ed è chiaramente una pubblicazione per togliere interesse, per bruciare sul tempo, per andare in provocazione, detto, sono solo 3 paginette che non vanno nel dettaglio, quindi adesso quello che si tratta di capire è una sola cosa, la reazione se vera, dura, e in che termini e che tempi della UEFA, e in che tempi, perché anche se intervenissi a fine campionato, ragazzi, dobbiamo essere seri, e poi torniamo a farci le battute, tu hai falsato i campionati,
Assolutamente. Tu hai falsato i Assolutamente. campionati, perché anche se i campionati si concludono, non mi interessa, il Napoli arriva decimo, l'Inter vince, comunque tu in questo momento hai falsato tutti i campionati principali. Ha salvato la Juve perché mo Pirlo gioca bene Hai o gioca salvato, male. ed Chi se è ne importa? molto pericoloso che molti di questi firmatari, tranne il Manchester City, non sono nessuno in concorso per vincere lo scudetto, molti manco per entrare in Champions League e sono indebitatissimi perché il Real Madrid sta inguaiato di debiti La Juve stessa, e in il più Milan. c'ha 550 milioni di euro di investimento su uno stadio che non sai nemmeno se servirà, perché se non se ne va il Covid, ecco la voglia di fare la Superlega, perché ok, finisce tutto, ma noi siamo sicuri con le varie varianti che si può tornare fra un anno 80.000 persone in uno stadio? Leon, allora per rispondere a Leon che diceva che noi non parlavamo se ci No. stavamo dentro, io l'ho spiegato prima e ovviamente non dovrei nemmeno, però dato che sta arrivando molta gente in nottata, io pensavo che eravamo 3 di noi, invece no, 400, benissimo, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Noi qua cerchiamo di andare un attimino oltre, Assolutamente. perché siamo 3 tifosi del Napoli, ok? Guido è un giornalista professionista che parla di cinema e che segue anche il basket, come avete visto. Io del basket non ve ne avrei potuto parlare. Cerco di fare intervenire chi ne sa più di me. La questione non è il Napoli ne è fuori, quindi ne parliamo, eccetera, eccetera. La questione è che non si può cambiare le carte in tavola durante un campionato dove noi stiamo lottando punto a punto per capire. Io faccio una live dove parlo di Napoli-Inter che non serve a niente. Il campionato non finisce. L'Atalanta campione d'Italia. No, Valerio, ma tu l'hai detto bene, l'abbiamo detto prima, chiaramente non dobbiamo convincere nessuno. No. Ti posso assicurare a quello che ha detto che se noi eravamo dentro io ero più incazzato ancora che ne sono fuori. Pensa un po'. Assolutamente. Quindi ti dico che se Napoli era dentro la Superlega io ero incazzato. Tu pensa a tutti gli sponsor, non solo televisivi, che comunque investono soldini in un momento difficilissimo dove gli sponsor sono andati un po' in difficoltà, che si trovano non quelli in essere che chiaramente la Superlega avrà nel pacchetto suoi già promessi, ma quelli là che perché sono di 3 anni i contratti, spesso televisivi, che si trovano adesso in una situazione drammatica, perché i contratti televisivi, se dobbiamo fare un po' i seri, ho detto, vengono stipulati anche sulla base di previsioni di audience. Cioè ci sono delle basi. Non so se l'hai sentito tu, Guido, televisione cinese e araba per questa Superlega. Cioè proprio Quindi Marte, significa che io ti vendo Prego Valerio. No, è il buon Gabe che si è rinnovato. Vai. Perfetto. Quindi io stipolo un contratto. Diciamo che io sono il presidente della Superlega, il CEO, e Valerio è il CEO della Pinco Pallino, non nominiamo marchi veri. Io gli dico, guarda che ti garantisco un audience che non è mai meno del 23%. Se il 30% stabiliamo questi plusvalori, tu dici guarda che però non mi devi andare mai meno del 18%. Allora, tu l'anno prossimo, no? Perché chiaramente se non li bannano, se poi la UEFA si rimangia la parola, questi si fanno furbamente sia il campionato in casa loro che la Superlega hanno vinto. Se li bannano e tu ti fai un campionato strano, diverso, ecco, tu riuscirai a garantire quell'audience, quei risultati, quegli spettatori? Non credo proprio. è impossibile. E quindi tutto poi per difetto, lo sponsor dice, amico bello, dobbiamo rivedere il contratto, oppure ci saranno avvocati, sono avvocati per rescindere, cioè. Quindi la questione, col cavolo che voi state parlando perché non ne state dentro, ma noi possiamo anche non stare dentro, non è quello il problema. Vi rendete conto che è talmente macroeconomica che non è che riguarda, perciò siamo intervenuti stasera subito, che la partita non è più importante, non riguarda una squadra, ma riguarda tutta un'economia che gira attorno. Diceva Valerio il fatto dei viaggi. Provate a immaginare tutti i club di Juve, Inter, Napoli, cose, cioè, che hanno anche soci che pagano una tessera per vedere,
che si vedono solo in televisione, quelli sì, sempre se si può, gli aggregamenti o meno, no? Però io non conosco i regolamenti dei vari club, casomai i club potevano avere delle abitudini, nel senso noi siamo abituati a fare l'abbonamento al Juventus Stadio, come si chiama, perché riusciamo a fare una salfesta in pullman di 350 km. Così, come diceva lei, anche per questioni di lavoro, ho detto io non posso andare a Madrid il giorno dopo a Londra, come si ragazzi, quindi ci sono, non saranno tantissimi, però ci sono tutti i club e i tour operatori, ci sono tutto un percorso. È chiaro Ma, che questo è un calcio di ricchi per ricchi, pensato per i ricchi. ma tu pensa per Anche esempio, no, Guido, se riaprono gli stadi, no, faccio un esempio, un Palermo-Juve, Crotone-Juve o Milan o Inter che aspettano quella partita magari per fare il mega incasso della stagione. Cioè, è morto pure questo, non possono no, neanche non basarsi solo, sulla c'è gente che presenza si allo stadio. emoziona a vedere, Eh, appunto, a vedere eh, il proprio Beniamino. Io mi ricordo una ragazza, così noi siamo imparziali in questo, che scrisse: mi sto sentendo male, sto vedendo Cristiano Ronaldo dal vivo, eh, che uno deve accettare qualunque emozione, se uno si emoziona. Come dicevi tu, il Lecce eh. torna in Serie A e tu non ti puoi vedere Cristiano Ronaldo, Non dici, trova no, nessuno. non trova nessuno. Questo se li bannano, perché poi se si rimangiano la parola fanno una figuraccia. Però chiaramente adesso se tu togli 15 squadre, perché Paris Saint-Germain non ha detto né sì né no né l'incerti, e sono comunque quelle che arrivano più o meno agli ottavi, dai, e anche ai quarti. Ragazzi, ma che Champions League ti vai a vendere? Veramente tu vai, perché se tu togliessi Inter, Juventus e Milan, significa che vanno in Champions League l'Atalanta, che fa una buona Napoli e Champions League, ma non Lazio. ha la P, Napoli, Lazio e Roma. Ma se poi la Superlega si gioca No, scusa, queste 4 squadre insieme non hanno fatto una finale di Champions League, non hanno vinto una coppa. Togli tutte le squadre inglesi, comunque devo correggere, il Manchester City non ha vinto 2 scudetti, ne ha vinti 5, il Paris Saint-Germain 9. No, il Manchester City, io parlo di Premier, non di vecchio Ah, sì, scudetto. sì, Io sì, parlo quelli di vecchi. Premier perché loro hanno detto gli ultimi 5 anni, là, No, eccetera, no, no. eccetera. Eh, Allora, quando il Napoli affrontò il Manchester City, che ancora dicono, ma grandissima vittoria, era appena andato in Champions League dopo non so quanti anni. Guardiola, che è molto furbacchione su certe cose, l'ha sempre sottolineato. Comunque, Manchester City, come tradizione negli ultimi 15 anni, è molto, molto giovane, solo che è una squadra eh, ricchissima. C'è un eh, Emilio, questo sì, sì, sì. Ma ti volevo correggere perché in realtà tu hai fatto un'osservazione giusta perché mi hai fatto ridere che hai citato la Provercelli, ma a no, questo vabbè. punto no, 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 vedete come giocano? È sempre un fatto di soldi, perché tu dici o stabilisci delle regole e qua torniamo in contraddizione, perché e dalla mazzata finale rispondiamo a quello, dice se voi stavate dentro e eravate contenti, no, io te lo ridirò a vita. Scusate, chi stabilisce le regole per stare dentro e fuori, per essere invitato? Su quale parametro? Ecco perché la Juve ha debiti, l'Inter ha debiti, il Milan ha debiti, cioè non ci No, no, dovrebbero proprio stare loro. riformulo meglio la domanda. Chi vince lo scudetto? No? Allora l'Arsenal non può andare, il Quale Tottenham non può scudetto? andare. Perché a questo punto quale scudetto? Quale scudetto pesa di più? Perché a questo punto io posso dire che lo scudetto che pesa di più è quello tedesco, e quello che pesa di meno è l'inglese, perché tu gli hai tolto 6 squadre, 6 squadroni, quelle che insieme hanno vinto l'80% degli scudetti. Cioè poi queste regole, vedete di nuovo il Frankenstein che si è creato, sono delle regole che ti decidi tu, Superlega, che si devono innestare al calcio Ai UEFA. campionati normali. Mentre adesso tu sai che c'è un ranking UEFA, da quando tra l'altro hanno fatto la cosa della prima fascia di chi vince il campionato, è una cosa stupidissima, bruttissima. Però prima c'era una regola molto chiara. Si vedeva il ranking UEFA degli ultimi 5 anni e quindi andavi a scalare. Adesso l'hanno cambiato. Chi vince il campionato comunque è prima fascia, quindi ti potresti trovare, il Napoli si è trovato sempre male in questa cosa, perché si è trovato una volta il Borussia terza fascia, una volta il Liverpool terza fascia, una volta il Manchester City. E poi ti sei trovato uno Schalke, un certo in prima fascia
Però comunque c'è questa regola: le vincitrici degli 8 campionati sono in prima fascia e poi da lì vai a scalare. E Ma si pure vedono chi gli vince ultimi. l'Europa League, l'Europa League Sì, sì. prima fa, che Esatto. senso ha chi vince E poi l'Europa tu, League? però diciamo c'è una regola uguale per tutti e poi si vai a scalare e vedi gli ultimi 5 anni. Poi l'anno prossimo tu togli il quintultimo anno, no? E il rank si calcola così. Quindi tu hai una logica, la vittoria è 2000 punti, eccetera, eccetera. Tu adesso inviteresti, di nuovo sei primo tra i pari, a tua discrezione, su parametri tuoi che potresti cambiare di anno in anno, perché chi mi garantisce che tu mi fai quest'anno un parametro, poi dice ha vinto. Ricordiamoci che Agnelli è quello che ha detto che l'Atalanta non dovrebbe stare In Champions. e questo io lo dissi subito, non fui seguito dai colleghi, ho detto è un bruttissimo segnale e non fu attaccato, perché chi si mette contro gli Agnelli, disse De Laurentiis, tu non ti puoi permettere una cosa del genere. Ma sapete perché non ti puoi permettere una cosa del genere? Perché l'Atalanta non l'ha rubata quella qualificazione, se l'è conquistata E sul oggi hanno campo. perso pure con l'Atalanta. Dico, no, è il principio dello sport quello che tu un anno potresti fare anche una stagione meravigliosa e il Chievo va in Europa League e se lo merita e vive l'emozione come alcune squadre. È più difficile che succeda e più o meno vincono sempre le stesse, però è anche il principio di ogni sport. Se tu lo fai comunque ad inviti su parametri che ancora non è detto e potresti cambiare di anno in anno a convenienza, perché con quest'anno tu dici sì, ha vinto il campionato Italia all'Atalanta, ma io mi prendo la seconda del campionato tedesco Perché perché il Napoli, perché Bayern c'ha più spettatori. È vero. È vero. è molto, quindi chi ha scritto no, è bellissimo, è come l'NBA, non è per niente come l'NBA, non è manco cugina dell'NBA. Per me la Coppa delle Coppe non doveva essere tolta, Guido, perché chi vinceva la Coppa Nazionale andava a sfidare tutte quelle che hanno vinto le Coppe Nazionali. Cioè, invece di fare sta Champions e sta Europa League che non tiene senso per me, non ha senso. Innanzitutto dovevano cambiargli nome a Champions League Anche. perché non ha fatto Champions League. Basti pensare, tra l'altro, lo stesso Milan lo vinse da quarta, no? Facendo i turni preliminari. No, io non l'ho mai gradito. Sì, sì, non è quello. No, per spiegare, no? Per spiegare il concetto che hai detto tu, che il fatto che sia un'organizzazione privata che ancora si deve parametrare con quelle che sono le organizzazioni già esistenti come UEFA e FIFA, loro possono cambiare il regolamento in qualsiasi momento. Se decidono che non gli sta bene più, che 5 sono tra le migliori, che adesso si sta parlando, 5 verranno invitate oltre alle 15 fondatrici, se decidono che non gli piace, perché magari nei campionati più scarsi vince una che non porta soldi, cambiano, quindi non possono. Diciamo che il precedente non fa ben sperare, visto come sta nascendo questa Come sta Superlega. nascendo. Però ti fai i regolamenti, quindi è un'organizzazione criminale che poi nella Superlega metti a Messi, a Ronaldo e in campionato no, perché poi giustamente non siamo messi a fanno male. Cioè, voglio capire. Ma quello che no, non è affatto No, vero che sono i più tifosi al mondo. No. O Paris Saint-Germain dove c'ha tutti questi tifosi al mondo? Cioè, ma lo stesso Tottenham, io non lo so, sono squadre storiche, ma Tottenham non ha più tifosi al mondo. Quindi non mi trovo. Considerate che Tottenham, soprattutto il Chelsea, che è una squadra diciamo relativamente giovane, anche come lei. Chelsea. Londra ha la fortuna di avere quattro squadre e considerate cioè 4 squadre, sì no, in Premier ne ha 4, diciamo, sono 5, rendetevi conto quanto si dividono i tifosi, ma trovatemi tifosi del Tottenham in Sud America come c'è nel Napoli, in Canada, in Australia, no. E che il Tottenham è adesso una società che sta investendo molto. In realtà sono parametri, perché una delle squadre più gloriose che ha vinto più scudetti in Spagna è l'Atletico Bilbao, che prima vi ho e il Nottingham Forest in Inghilterra. Nottingham Forest, quindi che non esiste più. E il Bilbao è una squadra fortemente radicata perché il territorio basco ha fatto uno stadio nuovissimo che non è bello di più, eccetera.
Il Bilbao, come tifoseria, ha più diritto del Del Tottenham Paris Saint-Germain. o del Paris Saint-Germain. Il Paris Saint-Germain non era il Paris Saint-Germain tutti gli scudetti li ha vinti da quando l'Emiro se l'è comprato, perché ne aveva 2. È chiaro che se negli ultimi 7 anni ne ha vinti Ma 6. uno ha vinto nel 45, là 38, quando è, e un altro quando stava Ronaldinho. Poi basta. Perché poi le squadre sono state il Nantes e il Lione, quelle che hanno Olympique vinto. Marsiglia. E gli Olympique Marsiglia per Tapie, quegli anni lì. Ragazzi, è un campionato di ricchi. No, in realtà oggi non ne ho voluto parlare, perché poi questa è stata una notizia devastante. Diciamo, ADL mo c'ha non un problema, 2, perché il Bari io non credo vinca i playoff di serie di Lega Pro, a parte che partirà dalla 4ª posizione, ma il Bari doveva essere una società che gli permetteva di avere un buon investimento senza dover investire capitali considerevoli, ma non sta andando in Serie B, salvo miracoli. Cioè, quest'anno doveva andare in Serie B per direttissima, ha perso non il secondo, non il terzo, sta in 4º posto, quindi c'ha 2 problemi, il Napoli e il Bari. Ormai quella è la dimensione di ADL, e addirittura con questa Superlega sei veramente un fruscello in mezzo alle bombe atomiche, cioè, detta proprio ma non perché uno ne vuole far parte. Cioè. Credo che questi siano nuovi aggiornamenti. L'Ipsia Io però te l'avevo detto, che quanti tifosi ha l'Ipsia? Beh, l'Ipsia è una brutta notizia, perché chiaramente dici, mo mi ci butto pure se deve essere la 20ª, e potrebbe far... sì, a questo punto sono strategie tipo risico, Cioè, che c'ha Red Bull dietro là, l'Ipsia, ecco perché è stato invitato. Ma poi quale Red Bull? Nel senso che la Red Bull c'ha il Lipsia, c'ha il Salisburgo. Certo, però non invita. Ma voi pensate che uno dei 3 probabilmente sponsor più forti, Fly Emirates, in realtà è sponsor di una ventina di squadre, di non so quanti stadi, eccetera. Questo è quello che prima una persona scriveva, eccetera. Ma dove sono? Ma che tifosi di che? Identità di che? Quanti scudetti prima, ha il Celtic Glasgow, prima, Guido? per dire, scusa, prima belli o brutti, lo sponsor era quello, cioè non è che il Latte Berna poi sponsorizzava altre squadre, quello, come mi ricordo del mio Napoli. Adesso è già un controsenso che uno sponsor comunque abbia più squadre. Se voi ci pensate, teoricamente non dovrebbe essere buono, perché tu alla fine non ti identifichi. Non a caso, poi ti rispondo, nella pallacanestro voi sapete che le squadre vengono nominate con lo sponsor. Io che sono stato tifosissimo di Caserta, no? Snyder o Caserta, erano gli anni dello Snyder, no? Fonola Caserta, quando ha vinto lo scudetto con Nando Gentile, Esposito, Shackleton, ha vinto con Fonola Caserta, no? Poi la società sportiva è Sporting Club Juventus Caserta, eccetera. Così come Milano, infatti Jeans Armani Milano. Scavolini è stata celebre per Pesaro, però era Scavolini Pesaro. Adesso tu hai nel calcio uno sponsor che ti fa tante cose, che non è certo un segno di identità anche dei tifosi, eccetera. Sono soldi, business, è grande business. No, tra l'altro dovrebbero esserci il Celtic, che è molto che hanno più scudetti di più di tutta Europa, perché pure più del Bayern. Cioè, capito qual è il... Però sono, come si chiama, territori e il Celtic poveri. è di un arabo, no, il Celtic è di un arabo. Sì, adesso sì, però ho detto li considerano, no, non sminuivo né il titolo sportivo né quel calcio. E la Scozia non è che mi sembra tanto povera. Questo no, bellissimo, a parte che è un territorio fantastico, proprio sono ospitalissimi, è romantico, bellissimo, andateci. Però nella considerazione calcistica di questi
12 grandi che si sono fatti il loro campionato, era quello il senso, non nella mia personale, nella loro considerazione, non contano proprio. Cioè, che poi hanno più scudetti tutti quanti messi insieme, conti tutte e due squadre. La cosa grave è che queste persone hanno tramato in questi mesi alle spalle e se hanno tramato hanno degli... Non so se è un'altra notizia, perché adesso io sto collegato con voi, quindi non sto leggendo. Sì, no, io ogni tanto, ovviamente, i commenti degli amici, io me ne vado, possono essere confermati o smentiti. Io mi fido e leggo. Non credo, sinceramente, essendo notte, che queste squadre abbiano avuto inviti o rifiutato. No, io il Bayern... No, il Bayern è stato invitato, ma ha detto no. Quello che dobbiamo dire come informazione è che sono anni che Rummenigge si oppone alla nascita della Superlega. Ecco. Questa è un'informazione. Guido, giusto per dare una completezza all'informazione, perché penso che questo passaggio dell'ECA non sia stato chiarissimo nell'ambiente Napoli. De Laurentiis e Agnelli insieme nell'associazione dell'ECA, dopodiché Agnelli lascia l'ECA, a quanto ho capito, in questo momento. Intanto De Laurentiis è stato fatto fuori da Agnelli nell'ECA perché fu preso il suo posto dal presidente giovanissimo dell'Inter, del gruppo. È vero. E lui disse, no, mi hanno promosso in una sorta, come ci sono le commissioni parlamentari in Italia, in una sorta di commissione per il marketing, eccetera. Sì. Ovviamente la notizia fu vista in maniera diversa, mi ricordo in radio qualcuno disse è genio. Quindi lui, questo era un brutto segnale, quindi già lui non sedeva più nel tavolo dei consiglieri dove Agnelli era ovviamente il presidente. Agnelli oggi si è dimesso insieme agli altri e poi hanno annunciato questa cosa qui. Però anche lì adesso non sappiamo chi prenderà i posti dei dimissionari, se per elezioni, se scala, ma lui intanto sì. E sono di nuovo informazioni che lo scopriremo giorno per giorno, però comunque Agnelli aveva accettato, e vedete, quello era un passaggio importante per dire se mai succederà qualcosa con l'Inter e non col Napoli, e così è successo. Inter-Milan, giustamente per il prestigio l'Inter ha vinto 3 Coppe Campioni, tra Coppe Campioni e Champions League, no? 2 Coppe Campioni e una Champions League, il Milan 7 tra Coppe Campioni e Champions League, la Juve 1. Qua qualcuno juventino dirà no, ne abbiamo vinte 2, una io stavo alle Fel, una. Con rigore di Brian da fuori area, con rigore da fuori area di Brian. Io c'ero, avevo 10 anni, inciampò sui stessi piedi a 5 metri fuori dalla... Manco entrato in aria cadendo, pensate. Alla Del Piero contro... Diritti della Serie A, Sky conosceva qualcosa? Qualcuno sta dicendo questa cosa, visto che DAZN, questa è una delle problematiche che ho tirato fuori. DAZN non può mai accettare adesso una Serie A dove in teoria, se la UEFA e la FIFA fanno quello che devono fare, non hanno Juve, Inter e Milan, non avrebbe senso. Allora, sai perché non credo, Vale? Perché Sky ha preso i diritti per i prossimi 4 anni della Champions League. Capisci dove sta il cortocircuito? Che poi sarà Super Champions, ma se si gioca infrasettimanale come la Superlega? No, perché là la televisione sono cinesi e arabi. Se fosse vero quello che ha detto l'amico Bellino lì, perché poi dobbiamo inserire un altro discorso che è molto grave. Sarebbero una serie di cause che non potete manco sognarvi. Intanto sarebbe inside training tremendamente. Certo. Perché tra l'altro parliamo di tutte società quotate in borsa. È una notizia del genere, pensate Sarri, Guardiola, quanto la Juve salì con Guardiola e scese. Qua non stiamo parlando di andiamoci a fare un caffè o una pizza, stiamo parlando di milioni e milioni e milioni di euro. Chiaramente se qualcuno sapeva e ha indirizzato cose, ci stiamo parlando di offerte economiche, commerciali, pubbliche, si sono trascinate per mesi, anche in maniera molto stancante.
Io penso di no, anche se si scoprirà qualcosa, lì ci sarà un giro di cause, perché ripeto, non parliamo di un fatterello. E poi, come diceva adesso giustamente Valerio, questi se hanno intenzione di farsi campionato la domenica, perché vabbè, ti faccio giocare col Crotone, e il mercoledì la loro nuova, chiamiamola Champions 2, la vendetta, e poi che fai? Quel mercoledì le persone quale partite vedono? Perché poi i soldi, perché poi a volte uno perde il senso della misura in tutte le cose. Credo che sia per l'Europa League, per la Champions League e per questa Superlega, alla fine i giorni della settimana sono 7. Non Sempre. è che poi sia... Allora, a volte uno si dimentica, innanzitutto parliamo di questo, che una giornata è di queste ore, quindi poi ti devi scegliere un giorno, un orario, eccetera. E chiaramente tu non lo scegli più all'orario sfigatissimo, ma li scegli negli orari più di richiamo, perché devi gratificare poi chi ti sta dando un sacco di soldi nel TV, quindi non immagino che poi giochi alle 4 del pomeriggio per far vedere poi Valencia, non lo so, Granada, per farti un favore, ma lo gioco alle 21 pure. No, ma no, perché da zona con le coppe europee non c'è niente da vedere, almeno qua non in Italia. No, non li ho letti questi contratti, quindi se tu hai letto questo contratto, poi non diciamo cose che uno ha sentito dire. Io quando parlo, perché ho uno ha letto veramente nero su originale il contratto con tutte le clausole, o per sentito dire il sito che l'ho letto, a me non mi avrete mai su questo. La zona ha solo il pacchetto Infatti, 1 della Serie A con 7 partite su 10, cioè questa è Tra l'altro l'ufficiale. i contratti sono ancora da definire, perché ci Il sono... pacchetto 2, il pacchetto 2. Esattamente. E quindi No, qualcuno ci chiedeva pure, ma la Conference League in tutto questo, che già era considerata... l'hanno distrutta sul nascere. Non si parla manco del regolamento, è distrutta sul nascere. Ma Che poi erano l'operazione squadre dell'Azerbaigian, giusto? Est Europa che venivano... questa è un'operazione, ragazzi, il tempismo nella vita è fondamentale in tutte le cose. È un'operazione proprio un classico a togliere il terreno sotto i piedi. Pazzesco. Nel cinema ne sono successe tantissime di queste cose, ma anche nel mondo del jet set, della moda, eccetera. Allora, Michele ci fa l'elenco delle squadre con più tifosi. Io insisto, sul Tottenham non sono poi così convinto. Le altre... sul Borussia a Roma. Sul Monaco, Bayern Monaco, avevo letto solo Monaco, perché PSG, Tottenham, Però, ragazzi, Borussia e Roma. bisogna sempre vedere quando si parla di tifosi, se si parla dei tifosi, dei simpatizzanti, perché se parliamo dei simpatizzanti, ADL ci dice che ne abbiamo 54 milioni, a volte aumentano a 180, a volte ne sono 3, e quindi chi l'ha deciso questo numero di tifosi che mi hai fatto l'elenco tu, che si trova su internet? Qual è la fonte? Lo stadio virtuale. Ma comunque vale molto poco ormai, perché tanto puoi avere ragione, puoi avere torto, hanno deciso loro, quindi ecco, secondo me è molto sbagliato questo approccio di questo tifoso, perché non sta entrando proprio nel cambio culturale. È qualcosa neanche imposto dall'alto, veramente c'è tipo il circolo del bridge che dice in maniera proprio snobistica: noi siamo diversi da tutti voi, quindi poi ciascuno può darsi come mille il golf, Guido, diciamo, sì, come il golf, può darsi mille giustificazioni, no? Soprattutto se ne fai parte. Il punto, culturalmente bisognerebbe uscire da questo discorso, e lì perciò siamo già sconfitti. Non ragionare da tifoso di qualunque squadra, ma ragionare da sportivo. E da sportivo uno si dovrebbe chiedere, innanzitutto, come ho detto una volta prima, nella prima diretta, è etica questa cosa? No, etica è un termine forte. È sportiva questa cosa? No. Perché innanzitutto non hai finito tutti i campionati, hai detto: signori, invitiamo tutte le federazioni, abbiamo un problema, vediamo di risolverlo,
riforma dei campionati, arbitrare, eccetera. No, non è successo questo. Questo è storia, cioè non è tifosi. Noi oggi abbiamo avuto di notte, di sera, questa comunicazione, 3 paginette, in campionati ancora in corso, campionati Coppa molto europea aperti, ancora in perché, corso. no, perché quello spagnolo è un punto tra Real Madrid e... C'è anche l'Atletico a 3 punti. Esatto, quello francese è un punto, Paris Saint-Germain è secondo a un punto. E di nuovo, quello che vi dicevo prima, è molto sospetto che squadre che quest'anno stanno andando molto là, Liverpool, Arsenal, rischiano di non entrare nemmeno nell'Europa League se non danno un colpo di coda, eccetera, no? Quindi, e non possono vincere la Champions League. L'Arsenal potrebbe vincere l'Europa League, perché io spero che Raul Albiol si tolga la soddisfazione di una finale, perché abbiamo voluto bene a Raul. Però per dire, sono squadre in forte crisi. Il Real Madrid era in forte crisi economica, sta facendo un investimento non importante, pazzesco per quello stadio, che è una squadra lì, che tra l'altro ha sforato anche il budget che aveva lì, di un punto interrogativo enorme, perché da un lato se l'anno prossimo si riparte, grande botta di fortuna, perché ho detto io durante i lavori di uno stadio chiuso comunque avevo il Covid e non lo potevo utilizzare, il Bernabéu, sono andato a giocare nel campo Primavera, che è del centro sportivo, quindi non ho avuto i disagi. Ho detto, comunque avrei dovuto avere uno stadio vuoto, no? Nella vita devi avere anche fortuna. Se non si riparte l'anno prossimo, ti fai un altro anno con gli stadi vuoti, che per squadre che invece hanno molto pubblico, è un danno economico. Le squadre inglesi hanno perso quasi il 40% di fatturato. Ecco perché 6 sono passati. Perché per loro gli stadi non è il 12-13% del fatturato. Lo stadio lì, ecco, l'abbiamo già detto, non è solo lo stadio, il biglietto, è un sacco di roba, le bibite bevono da morire. Quelle H24 funzionano in Inghilterra, giusto gli stadi, tra musei, il ristoranti. museo, comunque lo visiti anche se già hai visitato perché porti un amico. C'è un merchandising enorme. Tra l'altro dobbiamo fare i complimenti per la bellissima maglia della Lazio che aveva il Napoli oggi. Ma in effetti sì, perché se mi parli di volatili, l'aquila, insomma il pappavallo, noi l'abbiamo chiamato Pappavallo, io l'ho chiamato pappavallo qui, no, ma glielo pappavallo. Come maglia della Lazio era bellissima, sia come design che come colori, bellissima, veramente splendida. A questo punto gli cambiamo anche il nome a DL, visto che sta a questo punto mettici il nome Latina 2 e abbiamo finito, no? Vabbè, chiusa questa cosa. Quindi, tornando lì, è un cambio culturale e che ovviamente ve lo anticipo, non ci sarà da parte di non so quanti, tutti e molti, perché poi quelli che sono gli esaltati più volgari, più di pancia, figurati, dipingeranno in oro questa cosa qui. Però è qualcosa che, cioè, rendeteci conto quante squadre ci sono nei campionati tra A e B, 12 persone hanno deciso per tutti gli altri. A scissione. Questa è la verità. Per quale ragione? No, perché uno poi si deve domandare, è una ragione sportiva? No, economica. Stanno debitati e servono più soldi. Infatti qualcuno diceva potrebbe essere questo un tentativo di braccio di ferro per avere più soldi poi dall'UEFA. Dalla Champions. Sì, potrebbero anche dire abbiamo scherzato, però adesso ci alzate lì. Però lo stesso non stai risolvendo i problemi eventuali. Qualcuno potrebbe dire non ce ne sono nel calcio, però diciamo se tu arrivi a questa scissione evidentemente ci sono dei problemi. Evidentemente non li vuoi risolvere, perché l'unica cosa è che ti dici io mi vado a fare un campionato per fatti miei dove ho un sacco di soldi in più. Tra l'altro ancora dobbiamo capire come si devono spendere, perché tu mi hai messo queste diciamo 15 paginette, no? Ad esempio il Chelsea non ha lo stadio nuovo e non gli hanno dato a Londra il permesso di fare lo stadio nuovo, per dire. Mentre l'Arsenal e il Tottenham sicuramente hanno lo stadio. Liverpool ha uno stadio che è molto glorioso, però è anche vero che è molto vecchio lo stadio del Liverpool. Guardate, è vero la fama, la gloria, tutto quello là,
però non è secondo me uno stadio a livello. Lo stadio del Bilbao vi posso assicurare è 100.000 volte meglio, però bisogna parlare per propaganda, per queste cose qua. È uno stadio vecchio che sembra un supermercato, anche squadrato, eccetera, però chiaramente molto glorioso. È molto strano che per l'Inghilterra ancora non l'hanno battuto rifatto, perché alla fine lo stadio del City l'hanno rifatto, lo stadio dell'Arsenal l'hanno rifatto, del Tottenham hanno rifatto Wembley. Quindi abbiamo, per ragionarci, delle situazioni strane, perché lo stadio di Monaco, l'astronave, è stato rifatto ed è bellissimo, l'Allianz Arena, e lo stadio del Chelsea è uno stadio insufficiente, dove c'è stato un tentativo, sì, sì, ma è anche uno stadio che non è, per dirvi, visto che la UEFA faceva tante storie, non ha gli skybox VIP, non ha le sale VIP, non ha, è uno stadio che per vecchio io non intendo. Non funzionava, Anche diciamo non funzionava. Anche il San Paolo, che è stato totalmente rifatto adesso, comunque è uno stadio vecchio, perché è uno stadio di concezione vecchia, cioè uno stadio che è stato concepito negli anni 60 ed era bellissimo e modernissimo, ha funzionato fino agli anni 80 e negli anni 2020 gli stadi devono essere concepiti in un altro modo, da un punto di vista proprio funzionale, logistico, eccetera. E lì non puoi far nulla al San Paolo perché non hai lo spazio per costruire ristoranti, perché l'anello è interrato e l'altro è sopraelevato. Dove li fa? La gente che dice no, si avvicina non si avvicina a niente, quelli stati dovresti abbatterli e rifarli. E tu i ristoranti li fai tra un anello e l'altro. È architettura questa qua, e il San Paolo non lo puoi fare, cioè proprio da un punto di vista architettonico. In più il San Paolo, facciamo un po' di cose vere, è uno stadio aperto, non è uno stadio chiuso come San Siro, quindi cioè architettonicamente aperto, cioè non ha spazi, perché le tribune sono a vista appoggiate a questi bellissime, lo fece Chiocchi, era un progetto che all'epoca era all'avanguardia, estremamente elegante, ed era il cosiddetto stadio leggero, perché non aveva una architettura pesante, mentre il San Siro era il lingotto. Quindi le tribune sono così, però non hai nessuna chiusura, come negli altri stadi, e nello spazio che si crea tra il piano inclinato delle tribune e la chiusura crei locali, ristoranti, eccetera. Nel San Paolo è vuoto, c'è l'aria. Quindi dove crei questi ristoranti nuovi? Non li puoi creare tra il primo e il secondo anello, e non li puoi creare perché quindi tutti quelli che parlano di questa cosa. Quindi è uno stadio che è vero che è stato ristrutturato benissimo, però la sua concezione è una concezione di uno stadio del 1959, dicembre 59. No? Anzi, ha il problema ecco, lo stadio del Chelsea è uno stadio vecchio, come lo stadio del Liverpool. Però tu hai il Chelsea e non hai il Bayern Monaco, hai il Liverpool e non hai il Bilbao. Allora, qual è stata la cosa? Detto, non mi dite che il Chelsea ha più scudetti del Bayern Monaco, o più tifosi. È tutto, ma chiaramente è una squadra ricchissima, come ci sono parametri che hanno deciso loro, appunto, non ci sono, mentre uno poteva dire ok, la Champions League adesso diventerà Super Champions League, solo squadre che l'hanno vinta, perché la UEFA diceva no, non viene fermato, perché se sono andati avanti così tanto significa che qualcosa sanno, l'ho detto anche prima, non sono degli sprovveduti, sono i finanzieri, ormai il calcio più di questa... L'entità di questa rivoluzione, la rivoluzione è in atto. Non si possono rimangiare tutto domani, tutto a posto, la rivoluzione è in atto, bisogna capire solo l'entità. Io quello che vorrei capire, perché la UEFA ha parlato di bannare, neanche di penalizzare. Bannare significa che io ti cancellare. No? Esatto. Che come hai detto tu prima, mi sei piaciuto, significa ripartire eventualmente dalle serie interaggiate. Certo. È una presa di posizione, per quanto mi riguarda, legittima, perché tu stai facendo qualcosa di antisportivo, per le ragioni che abbiamo detto, in corso d'opera, eccetera. È anche molto forte, perché se uno avesse detto ci saranno delle penalizzazioni,
poi chissà di quanto, se economiche, se di punti, e a questo punto puoi anche farli calibrati che tu non sei penalizzato. Loro hanno parlato di bannare. Quello che vogliamo sapere, lo fate veramente? Da quando? A questo punto, logica per logica, tu dovresti fare la stagione in corso, visto che loro l'hanno fatta a stagione in corso. Logica per logica. E per Però, questo si è campione d'Italia. Qualcuno mi ha detto che io, presidente dell'UEFA, no, però quello che stiamo vivendo è tutto logico? Secondo me no. Non è eticamente corretto come dicevano gli amici Bellini prima, No. ma di certo è qualcosa proprio di scorrettissimo. Altra considerazione, ma è quello che ho cercato di spiegare prima, siccome noi stiamo innestando qualcosa di privato in un contesto che, per quanto privato, la UEFA comunque è una federazione internazionale, anche riconosciuta con la sua sede, non è come un pezzo della Lego rettangolare e uno tondo, ragazzi, non è facile fargli. Di solito il quadrato va sul quadrato. Cioè, poi ci deve essere un'altra considerazione che è importante in tutte le cose nella vita. Queste due, chiamiamole federazioni, ma improprio, perché in realtà è una lega privatissima di 12 elementi, e la UEFA vogliono dialogare? Adesso sembra di no, perché quelli non li hanno proprio considerati. Ha detto noi ce la siamo creati, ha detto, nonostante c'erano minacce nel corso dei mesi, si sono spiffe di una Superlega, perché a questo punto sapevano. Prego Valerio. Internos League, ma ste 20, che poi è bello, proprio il nome dell'amico è proprio Internos League, cioè una lega tra di noi. Ma ste 20 squadre come mantengono il livello se uccidono i campionati nazionali che economicamente non avranno più senso di esistere? Dove li prenderanno i calciatori se muore il sistema calcio? Ma guarda, io in realtà su certe cose voglio spiegarmi bene, non sono assolutamente né preoccupato né pessimista, nel senso sono pessimista se dopo questo scossone il mondo calcio, quindi tutti, Presidente, non capiscono che si devono dare una ridimensionata, delle regole ancora più efficienti e possono creare un calcio molto più bello in realtà, perché poi i nomi, io mi ricordo che a volte sono rimasto incantato a vedere dei ragazzini sconosciuti giocare partite di calcio, perché poi se ti piace il calcio, ti piace il calcio. È vero, dice, Ronaldo, se tu investi sulla qualità, però è quel discorso che facciamo prima, molte società, Napoli in testa, non hanno investito sui vivai, perché poi non avrai certe situazioni spettacolari, chiaramente, però se tu li fai giocare bene gli elementi, ricordatevi che i grandi sono nati nella povertà, non sono nati nella ricchezza. Questo è molto pericoloso, questo che vogliono creare, perché si può ritorcere conto. È inutile che citiamo tutti i grandissimi del passato, ma tranne i rarissimi esempi, senza citare Maradona, non sono nati ma anche in Italia i nostri Cassano e cose. Quindi il calcio non finisce. È pericoloso, e concludo. Se tu vuoi rivaleggiare con le stesse regole, con le stesse velleità, non potendotelo più permettere, questo è il cambio culturale. Allora tu dici, ok, io non avrò più questa rete televisiva, mi daranno solo 200 milioni e io devo essere bravo, qua mi viene aiuto il cinema, non solo a fare un buon campionato di calcio con 200 milioni, ma far apparire questo campionato di calcio che ne vale 400. C'è la grande regola del cinema che mi ha insegnato Ghezzi. La cosa grave non è quando un film costa 100 milioni di dollari, è quando tu non li vedi sullo schermo i 100 milioni di dollari. E vi racconto un aneddoto privatissimo, no? Clint Eastwood ha dovuto mentire quando ha vinto l'Oscar per Million Dollar Baby, film straordinario, perché quel film non è costato 29 milioni di dollari, ne è costati 15, che sono pochissimi 29, però se lui avesse detto sono costati 15 non lo prendevano sul serio.
Allora, che cosa voglio dire? È che comunque tu puoi fare un prodotto da 10 milioni di dollari, un campionato da 200 milioni, ma che al pubblico dà l'impressione di essere 400. La cosa grave è se tu vuoi fare un campionato da 800 milioni e non li hai più, contro chi ne ha 4 miliardi. Comunque tu sei battuto in partenza perché quelli hanno 4 miliardi, no? Perché poi se noi vediamo quante volte ci sono dei giocatori che ti danno, sono bravissimi eppure dice tutto sommato, cioè, alla fine Rafa Benitez ha costruito una squadra, il giocatore che pagò di più fu Albiol, a parte Higuain, perché Mertens e Cagliari furono pagati 9,5 e 10,5. Però E non come mi hai dite detto tu prima, qui se Neymar costa più di uno stadio, quello è stato quello che ha fatto saltare ma costa troppo. Nessun giocatore può costare più di 2 stadi, no? Con tutto il rischio che è successo che tu ti fai male, anche 3 partite, anche un mal di testa, non te lo puoi più permettere con 226 milioni. Questo è interessante quello che ci chiede Daniele, perché come può la Premier bannare le 6 squadre più importanti della sua liga? Potrebbe resistere a una perdita tale? Io dico, e poi lascio anche a voi la parola, che comunque in Inghilterra la distribuzione dei diritti TV è leggermente diversa. Anche la squadra che sta più in basso in classifica guadagna 3 volte le nostre, quelle là forti. Poi lascio a Guido la risposta. Non so se è una cosa effettivamente possibile, ma credo che ci sia una distribuzione diversa dell'economia. No, è molto più paritaria, non è il 52% che va alla Juve e poi a scalare come in Italia. Perché qua il fatto sempre di tifosi, no? Chi è tifoso merita, veramente tifoso merita rispetto, non ci può essere un tifoso che è più tifoso di un altro, perché è ovvio uno che è tifoso di una squadra considera gli altri schifezze, no? Ma perché, no? L'importante è seguire dei principi sportivi. Poi se tu invece ami vincere comunque per dunque, no, per me non sei tifoso, quello è. Però ho detto perché io dovrei considerare male un tifoso della Roma, che casomai gli è stato trasmesso dai nonni, cosa. Quale divinità superiore mi credo di essere rispetto a un tifoso della Juve, del Chievo, eccetera, se uno è veramente sportivo. È chiaro, uno è contento di essere tifoso della sua squadra, chiusa questa cosa. No, la domanda è interessante, ma noi dovremmo porci un'altra domanda prima di questa. Queste federazioni lo sapevano? Se sì, hanno pensato che bluffavano? probabile. No? Se sì, hanno le carte per contrastarlo? Se sì, hanno il coraggio per contrastarlo? Detto perché a noi, diciamo, mettiamoci che siamo dei poveri sportivi non addetti ai lavori, ti arriva questa notizia dall'oggi a domani. Per quanto mi riguarda, no, sono 11 anni che gridavo al lupo, da quando il Milan ha vinto l'ultimo scudetto. Vabbè. Quindi io mi permetterei di dire, visto che sono l'ultima ruota del carro, che le federazioni lo sapevano. Per quanto tu puoi tenerla nascosta questa notizia, eccetera, però sempre sono personaggi troppo grandi. Probabilmente detto o hanno una strategia o sperano di no o non lo possiamo sapere. Loro hanno tutta per rispondere, non solo la forza, hanno tutte le, diciamo, le possibilità per bannarle, ma chiaramente già ho visto che l'ex arbitro si è scagliato contro il possibile bannaggio, non lo nominiamo perché è sempre pericoloso, e ha detto no, ma non si può fare tecnicamente, eccetera. Io ripeto sempre su questo punto, signori, può essere che andiamo tutti in pizzeria, una pacca sulle spalle, o molto più probabile invece una serie di cause, di intrecci di cause, anche perché, ricordate, è giusto che noi parliamo di calcio, ma noi non stiamo, cioè noi stiamo parlando di calcio, ma qui si sta parlando di soldi. Economia. Il calcio è Non è... una scusa che loro hanno trovato. E siccome si sta parlando di tanti soldi, ma non immaginate quanti soldi che chiamano altri soldi, che altri contratti, eccetera, basta che un solo elemento di questo grande circuito non sia contento, a torto o ragione ti fa causa. Quindi io non credo che se domani dicono abbiamo scherzato, non è vero nulla, era un pesce d'aprile ritardato, allora ok. Non credo
che sarà un'estate tiepida. Ma come ho detto io pure prima, E poi, il Bayern no, Monaco scusa, è un pezzo aspetta, ti troppo lascio parlare. importante. La domanda secondo me è ancora più interessante. Se noi poi ci poniamo un altro interrogativo, sapete quanto io cerco sempre di avere un quadro ampio e non da tifoso. L'Inghilterra si comporta in un modo, l'Italia in un altro in un modo diverso dagli altri, perché qui appunto servirebbe un'altra cosa, siccome è come condominio, io su questo invece sono preoccupato, è più facile perché poi spesso nei condomini la vincono quelli che sono un po' meno trasparenti, diciamo, perché è molto difficile mettere insieme più persone e quindi se si creano dei gruppi di potere di poche persone che hanno molti millesimi e maneggiano soldi, ti mettono sotto scacco, nonostante tu sei più onesto, eccetera. Questi 12 non li devi mettere d'accordo, già avevano preso, no? Quindi già un punto a loro favore. Secondo punto a loro favore, sono solo 12, 15, quanto diventeranno. Terzo punto a loro favore, sono autonomi, è come se si sono creati l'isola per conto loro. No, mi fermo, capito? Non è che devono relazionarsi, è una loro Superlega. Noi invece dobbiamo mettere d'accordo 5 leghe, francese, spagnolo, inglese, italiana e tedesca, che non solo sono 90 squadre, no? 85, no? Perché ne togli, come si chiama, no? Che sono con vertici diversi, che si trovano in situazioni diverse, perché qualcuno in elezioni, qualcuno è stato eletto, eccetera, oltre la UEFA. In questo potrebbe essere un punto di debolezza e non di forza. Di fatto potrebbe essere un punto di forza perché noi comunque siamo la UEFA, eccetera, siamo l'Italia, la Premier League, eccetera. Ma potrebbe essere un punto invece a loro favore perché ti metti in crepe di indecisione oppure di contrasti, perché l'Italia vorrebbe... Io per esempio ho molto timore dell'Italia, che infatti non ho letto nulla sull'Italia, si stanno incazzando altre vedute, perché figurati ti metti contro le tre potenti, Inter, Juventus e Real, quindi temo invece giocate tutti i campionati che volete, anzi non volete giocare il sabato e fatevi i comodi vostri. E questo però creerebbe problemi, poi casomai è un'Inghilterra che vorrebbe avere un pugno duro, quindi servirebbe innanzitutto una strategia comune. E si riesce a trovare? Non è Però facile. il Bayern Monaco è troppo forte, è troppo potente. Se non si incastra con questi qua, il Bayern fa rumore. Quello è l'ultimo baluardo prima della caduta. Proprio possiamo usare questa espressione. Cioè, infatti, il Bayern Monaco, tra l'altro, il Bayern Monaco è una società gestita in modo molto sano, non solo da un punto di vista finanziario. Per esempio, Rummenigge fu molto criticato, invece eravamo in due. Lui lo disse. Questa cosa non è etica di un giocatore che è costato quasi quanto il nostro stadio. Adesso è arrivato il momento di darci veramente una regolata. Non mi sembra che nessuno gli è andato dietro. Poi vedete il Bayern Monaco, strano che quest'anno non ha vinto, però ho detto l'anno scorso vinse quella Champions League, tutti i ragazzini, cioè comunque una società è gloriosa, è potente, tutto quello che volete, ma comunque ha dato sempre una dimostrazione di una certa classe, sportività nel mondo del calcio. Poi mi ricordo che fu eliminata in maniera anche scandalosa con arbitraggi tremendi con Real Madrid, c'era Carletto, mi sembra. Lo stesso non è che sbraitarono, ma proprio errori da penna viola, non blu. Se è ufficiale come notizia, le prendiamo. Io ovviamente non ho modo di confermarle, ragazzi, quindi prendo i commenti e mi fido di voi. Il Bayern c'è, non è ancora ufficiale, ma c'è come società, fidatevi. È stato detto prima da Coltocopo, basta dire che il Bayern non è d'accordo perché c'è. Amico mio, vediamo se si fa la Superlega. Questo ovviamente non ha accettato nulla, qui girano troppe fake news, capisci? Io non mi prendo paternità di questa fake news, le cose si stanno ovviamente aggiornando minuto dopo minuto, è pure notte, quindi io credo che certe discussioni
verranno aggiornate domani, cioè, ma è domani. semplice No, perché il io- Bayern Monaco no, non io- ha accettato, ma è proprio semplice. Fa mercato in Germania che fa, dice, ma basta di tutti i giocatori più forti di tutte le squadre e quindi diciamo va avanti. Si vende Douglas Costa per fare un esempio, o come Ma si chiama del mercato, Fabio, che loro non possono fare, anche questa secondo me è una cosa che va chiarita, perché come possono poi rimpinguare le loro rose se non possono fare mercato partecipando alla Super League? con i giovani. Loro volevano creare sto fatto comunque delle cantere forti, capito? Come la cosa. Quindi cantera forte significa federazione congolese che ti dice vuoi 10 giocatori miei, capito com'è? Più o no, meno. guarda che il Bayern Monaco ce l'ha già la cantera, ha speso Il 50 Bayern, milioni di sì, euro. sì, sì, il Bayern, sì, no, io parlavo per queste altre qua, capito? Ah, sì, sì. Perciò il Bayern, quando ti ho detto, è Perciò una il società che Bayern si è mossa, non gli conviene al Bayern. si è mossa con una certa classe, è chiaramente una società potentissima, ha vinto 8 scudetti di seguito negli ultimi anni, tutto quello che volete. Però ha anche un modo di comportarsi, non solo in campo, fuori del campo, che denota un certo spessore. Senti, io ho ricevuto la notizia che in realtà è semplicemente un tweet della BBC, secondo tu, quindi un tweet, non so, che Bayern Monaco, ma non ce ne io direi di vedere che domani che succede la presentazione Secondo me della Dobbiamo Rummenigge sta dormendo in grazia di è Dio. aggiornata. Sta dormendo in quella grazia di Dio Rummenigge proprio senza problemi. anche perché a questo punto da solo pure lui non può nulla. Adesso serve vedere quanto la UEFA è forte, eh, perché la UEFA dovrebbe dire effettivamente sono bannate e bisognerebbe capire da quando, no? Vediamo. Certo, domani sarà una presentazione, cioè, questi comunque gli hanno tolto la ribalta, perché poi che si fa? Si parla di una presentazione, perché comunque che fai? Non vedremo se c'è una conferenza stampa dove puoi fare domande, oppure dice non si può fare domande sulla nuova Superlega. Ricordate di nuovo che le cose non è che avvengono per caso, se tu l'hai fatta capitare a 12 ore, 20 ore prima, nemmeno di lì, quando tu avevi tutto il tempo per poterlo fare fra una settimana o anche 3 giorni fa. Però hanno Anche risposto pure i leader politici, Macron, quello là, come si chiama, inglese. Cioè, non è una sì, cosa... sì, ma perché Johnson, innanzitutto in alcune nazioni il calcio fattura sempre. E poi perché secondo me è anche giusto che ci sia un intervento. Qua si sta parlando di etica che è andata a farsi fottere. Secondo me un politico serio deve capire la situazione e anche stemperare possibili, non so, possibili proteste sociali. Il calcio purtroppo non è il tennis, che ha un pubblico molto educato a vedere, dobbiamo dircelo queste cose, no? Il calcio ha tante componenti all'interno del suo tifo, da quelle più simpatiche, più colte, e anche componenti puramente criminali. E le componenti criminali sono strumentalizzano. Quindi, secondo me, è giusto che un politico serio abbia capito la gravità della situazione e voglia vederci chiaro. In questo, per esempio, io non solo non ci vedo nulla di male, ma è uno sport molto popolare, perché qualcuno a questo punto dice perché ci facciamo una Superlega solo europea, perché non avete invitato allora le 2 grandi squadre del Sud America, sempre per quei Boca parametri. Juniors. Cavolo, cioè, ragazzi, quella è una grandissima mancanza. 110.000 spettatori fa la Bombonera. Cioè, se non Quello, possono andare loro con il numero di tifosi. ma è veramente un tifo caldissimo, appassionatissimo. Vabbè, comunque, sempre fatto Signori, che io vi bacio. Vedegno, basta, vai a letto.
veramente non possiamo fare di più. Abbiamo fatto tutto il possibile per stare sul pezzo. Non serve nemmeno fare ipotesi in questo momento. Abbiamo commentato gli scenari che potrebbero verificarsi. Aspettiamo ovviamente degli aggiornamenti domani, perché ci saranno delle reazioni a catena. Dobbiamo sapere parole ufficiali, perché il Napoli è in silenzio stampa, ma ADL parla, quindi è un silenzio stampa finto. Lui comunque quando deve dare una dichiarazione la dà, e credo che ci possiamo aspettare. Non so, Guido, tu ti aspetti un intervento? Perché io il Napoli lo temo Concordo con Guido, pure io lo temo domani interventi ADL. Che Antonio ha detto che facciamo male informazione, non è vero, né delle istruzioni né del mercato che non si fa. Antonio, c'è il canale Telegram t.me/Caffè Napoli 1926. Entra nel canale Telegram, entra con noi e dici le cose che puoi fare, così ne parliamo dal vivo. Non andiamo a dormire più, aspettiamo a te. No, giusto che per chiarire, perché io posso fare cattiva informazione, non Valerio. No. Però ci sembra di aver detto che questa Superlega ha diramato un comunicato che non è manco 3 paginette, per dire. Quindi queste sono informazioni ufficiali che ci hanno dato. La UEFA ha minacciato di bannare e ha coinvolto 4 società, manca solo quella italiana, queste sono informazioni ufficiali, di qualcosa che è nato oggi. E quindi queste sono le informazioni che abbiamo dato, facendo dei ragionamenti da sportivi, da amanti, da economisti, anche permettete, e formulando delle ipotesi, ma nessuno di noi ha detto succederà questo. Scudetto all'Atalanta, prossima Champions. Grazie per questa notturna. Meno male, guardate, siamo in minoranza, meno male che c'è Gattuso sulla panchina del Napoli. Infatti Gattuso out, giusto proprio per rendere l'idea. Ma ragazzi, adesso rischi di giocare veramente senza motivazioni, e invece tu hai un allenatore che le motivazioni, contrariamente a quello che ti dico, te le dà, perché è stato un grande sportivo. Come ha detto lui, nessuno gli ha regalato nulla. Io vi posso dire ufficialmente, Valerio lo sa, ci siamo parlati di cose private, segrete, che i giocatori sono con Gattuso e Gattuso è con i giocatori, altrimenti lui sarebbe andato via, perché gli è stato... Poi perdi tutte le partite perché gli altri sono più bravi, eccetera. Però questa situazione è brutta, destabilizza, potrebbe creare anche, nel senso dice, vabbè, ma mo che gioca a fare? Arrivo quinto, e invece hai un allenatore serio, serio intendo proprio come approccio allo sport. Per lo sport bisogna impegnarsi. Quindi vediamo che cosa tira fuori. Perché... Però Guido, tu l'avevi detto. Vediamo di andare più avanti possiamo, anche quinti, perché qualcosa può succedere. Ecco, ma questo non volevo dire perché sennò sembrava parlare bene. Lo dico io. Io dissi, non ti posso dire tutto perché, ma vediamo di arrivare tutti no, quinti no, cerchiamo di arrivare perché qualcosa, Valerio, succederà. Io ringrazio anche Internos League per ulteriore donazione e supporto. Ma come pensi di creare una lega senza prendere in considerazione i risultati dei campionati nazionali per concentrare i soldi di un intero calcio europeo in mano a 20 squadre? Stiamo morendo. Questa mi sembra una considerazione molto seria che noi prendiamo, sottoscriviamo appunto, ma quel Frankenstein che stanno creando, perché non è l'NBA, non è quelli che confondono, non è l'NBA, perché non nasce con, innanzitutto non nasce con quello spirito, non nasce con quella finalità e non nasce con quelle regole. Non è la brutta copia, però sarebbe molto grave se te la fanno passare come una grande opportunità. Ma quale tifoso si va a guardare le partite? Cioè, questo è il discorso. Se vogliono fare per gli elite, l'elite del calcio, ma qua a Milano, dove? A Torino, forse? Però io ti saluto con questo interrogativo, perché forse tu ti stai sbagliando di fondo. Hai usato la parola sbagliata. Quale tifoso? Sei sicuro che vogliono costruire tifosi e non consumatori? Ecco. Riflettiamo questa notte su questa. Ciao.
ciao Fabio, ciao Guido, grazie a tutti per questa improvvisata notturna. Io lancio la sigla come se fosse, perché non fa niente. Ma Si quando lancia. like Che se ne siamo gli unici che fanno. Dai. Buonanotte. Ciao Guido, grazie. Grazie a voi. Un bacio a tutti e due. Grazie a tutti ragazzi miei, io non ho parole perché sicuramente qualcuno di voi è nuovo, non ci conosce, siete passati perché ne stavamo parlando, io da New York mi trovo con gli orari, sono le 10 di notte a New York e Teng Suo Nie, immaginate l'amico Guido Gentile che è venuto a darci un'ulteriore spiegazione sull'NBA, perché io sull'NBA non potevo dire, nonostante abiti a New York non conosco bene come funziona, ma lo imparo, diceva. La citazione è di Totò Peppini a Malafemmina. Non so fare il bucato, ma l'imparo, diceva la ragazza. La so fare perché era innamorata e quindi io l'imparo. Ragazzi miei, un bacio, partiamo con la perché comunque la trasmissione, ma crea trasmissione, sì, sigla. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla fluido.net. E magliette, le cose, insomma. valeriofluido.hoplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa. Alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel cinema. Ciao.